Buongiorno, nuova edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ormai da oltre un mese vi stiamo aggiornando giorno dopo giorno, ora dopo ora, sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Veneto e in Italia. Anche oggi giornata molto importante sotto vari punti di vista, un lunedì che segna di fatto l'entrata in vigore del nuovo DPCM del governo, che andremo poi ad analizzare. Da oggi aziende, tranne quelle inserite nell'allegato A del DPCM, che dovranno chiudere, anche se c'è così un lasso di tempo fino a mercoledì per organizzarsi, ma appunto entreremo poi nel dettaglio. Importante anche perché oggi verrà presentato insieme al governatore Zaia e all'Università di Padova lo studio sui tamponi. Poi ci collegheremo con Ilaria Marchiori proprio per capire le novità che emergeranno dalla conferenza stampa delle 12:30 del governatore Zaia. Ma andiamo subito a vedere il bollettino giunto poco fa dalla Regione Veneto con gli aggiornamenti per quanto riguarda i casi positivi e i ricoveri. Sono saliti a 5.505 i casi positivi al Covid-19, con un incremento di 233 casi rispetto a ieri sera, 15.376 le persone in isolamento domiciliare. L'incremento più importante lo si vede per quanto riguarda Venezia con 66 casi in più, poi Padova con 63 in più, Verona più 30, Treviso più 20 casi in più rispetto a ieri, Vicenza più 39. Resta invariato per chi è domiciliato fuori dal Veneto, più 2 per l'assegnazione in corso, più 4 per Rovigo e più 9 per Belluno. Sono 1.206 invece le persone ricoverate in ospedale, negli ospedali veneti in questo momento, con un incremento di 29 pazienti in più rispetto a ieri, 281 invece in terapia intensiva, 13 pazienti in più. Terapia intensiva che, lo ricordiamo, resta il punto più importante che nell'occhio proprio dell'attenzione, nell'organizzazione, nella riorganizzazione ospedaliera della regione. Per quanto riguarda i decessi, si è saliti purtroppo a 192, 6 decessi in più, se ne registrano 2 all'ospedale Borgo Roma di Verona, 1 all'ospedale Borgo Trento di Verona e ancora 1 all'ospedale di Mestre, un altro paziente all'ospedale di Schiavonia, un altro nell'ospedale di Vicenza. Per quanto riguarda invece i dimessi, il numero è salito a 327 dimessi. Oggi è il giorno appunto delle aziende che si trovano a chiudere i battenti fino al 3 aprile, aziende appunto che non rientrano nel lungo elenco presentato dal governo, da Palazzo Chigi, nel famoso allegato A della DPCM, aziende che dovranno fare i conti con queste chiusure e con un futuro quanto mai incerto. Noi adesso ci dovremmo collegare con il dottor Luciano Franchini, che è il consigliere dell'Ordine dei Commercialisti, per fare un po' il punto della situazione attuale, per capire anche quello che dovranno affrontare le aziende da qui ai prossimi giorni, che saranno giorni molto, molto importanti e delicati. Dovremmo averlo in collegamento. Dottor Franchini, buongiorno, grazie per la sua disponibilità. Buongiorno a tutti voi. Allora, innanzitutto parliamo della sospensione degli adempimenti per le imprese in questo momento. Sì, la sospensione degli adempimenti riguarda tutti quegli adempimenti di natura tributaria che non siano legati a versamenti oppure ad effettuazione di ritenute. È una norma molto generica che però lascia comunque spazio a dubbi, perché il riferimento agli adempimenti tributari pone il dubbio se alcuni adempimenti, tipo la fatturazione o l'emissione di scontrini, che non hanno solo valenza tributaria ma hanno valenza anche nei rapporti con i propri clienti, siano sospesi o meno. E tutti questi adempimenti sono sospesi fino al 30 di giugno di quest'anno. E ovviamente vanno dai vari dichiarativi alle comunicazioni periodiche e via dicendo. Ecco, non sono comprese tutte quelle comunicazioni che servono per la predisposizione poi del modello 730, cosiddetta dichiarazione precompilata,
che vanno comunque, che hanno già subito delle lievi sospensioni e che vanno comunque presentate prima. Invece poi vi è tutta una serie di proroga dei versamenti veri e propri che sono graduati sulla base della tipologia di azienda, o meglio del maggiore o minore coinvolgimento nell'emergenza da coronavirus. Mi spiego meglio: c'è stato un termine che ormai ci siamo bruciati di 4 giorni, di proroga di 4 giorni, valevole per tutte le aziende e per tutti i versamenti, che è scaduto venerdì scorso, il 20 di marzo. Al di là di questa breve proroga, c'è una proroga generalizzata, nel senso che coinvolge tutte le aziende che però abbiano un volume di compensi o di ricavi non superiore a 2 milioni. Questa proroga sospende i versamenti di marzo e li sospende fino al 31 di maggio, oppure in 5 rate mensili partire sempre da maggio. Non riguarda però, attenzione, tutti i versamenti, ma solo quelli relativi alle ritenute sulle retribuzioni, i relativi contributi e l'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, per fare un esempio, la tassa di concessione governativa che scadeva il 16 di marzo, prorogata al 20 di marzo, è scaduta in quel giorno anche per le imprese con ricavi inferiori ai 2 milioni. Quindi anche qua ci troviamo di fronte a complicazioni, a scelte e verifiche che complicano un po' anche l'attività di chi poi deve effettuare questi adempimenti, perché occorre scegliere, verificare se nello specifico il versamento è stato sospeso oppure no. Questo per quanto riguarda tutte le aziende, appunto. Per quanto riguarda poi, dottor Francini, le indennità per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti? Ecco, è stato previsto un indennizzo di 600 euro limitato anche qua ad alcune attività, e precisamente riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS. Questo vuol dire che sono esclusi tutti quei professionisti che abbiano una cassa previdenziale autonoma, quindi gli iscritti all'ordine, la mia professione, commercialisti, ingegneri, avvocati, medici, che però avranno sicuramente altre provvidenze, e che non siano pensionati e che forse siano stati in attività a febbraio di quest'anno. Ecco, su questo punto stiamo in attesa per fine mese di istruzioni da parte dell'INPS, che dovrebbe fornirci tramite canale telematico una modalità di richiesta di questo bonus. Oltre ai professionisti e ai liberi professionisti sono ammessi a questa indennità anche le imprese in questo caso che siano anch'esse non titolari di pensione. È dubbio se spetti anche ai soci di società, in questo caso sicuramente spetta ai titolari di ditte individuali che siano iscritti a una gestione anche qua dell'INPS, quindi tipicamente commercianti e artigiani. Per quanto riguarda poi il credito di imposta, per quanto riguarda gli affitti di negozi, botteghe, che cosa succede? Ecco, qui è stato previsto un credito d'imposta, precisamente il 60% del canone relativo al mese di marzo, che potrà essere chiesto dalle piccole imprese in compensazione delle imposte che andranno a versare successivamente al mese di marzo, e però riguarda solo quelle attività che abbiano in locazione un immobile di categoria C1, vale a dire botteghe e negozi. Sono esclusi ad esempio tutti quegli immobili, sto pensando, utilizzati da palestre, attività di questo tipo, che generalmente sono classificati in un'altra categoria. Idem non sono compresi gli studi professionali, che in genere affittano degli uffici che hanno anch'essi altra categoria, e non è stato precisato, sicuramente la norma non pone limiti, al fatto che il canone sia preventivamente pagato prima di poter beneficiare del credito d'imposta.
Diciamo che l'obiettivo di questo credito è quello di alleviare ovviamente l'inquilino, ma anche di far sì che questo paghi il canone del mese di questo periodo, in modo che ne beneficino indirettamente anche i locatori. Però la norma non pone, appunto, ripeto, la condizione che il canone sia pagato, quindi così com'è spetterebbe genericamente a tutti quanti. Un'ultima battuta, dottor Francini, per quanto riguarda i premi ai lavoratori dipendenti. Ecco, ai lavoratori dipendenti che abbiano un reddito non superiore a 40.000 euro e che però lavorino in azienda, quindi così come è scritta la norma sembra siano esclusi coloro che lavorano in tele diciamo da remoto, quindi con sistemi di smart working certo. E simili, è previsto un credito d'importo di 100 euro sulla busta paga di marzo. Ovviamente sono tutti provvedimenti abbastanza, diciamo, di importo non certo elevato, che non so quanto potranno alleviare, diciamo, la situazione attuale, soprattutto delle imprese che sono economicamente e finanziariamente soprattutto non attraversano certo un buon periodo, e quel che si prevede è addirittura più grave, diciamo. Io ringrazio davvero tantissimo il dottor Luciano Francini, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti, per averci spiegato in modo così dettagliato quella che è la situazione, i vari aspetti che dovranno affrontare le aziende da qui al futuro. Grazie ancora e buon lavoro, dottor Francini, a risentirci. Salve, buongiorno. Abbiamo detto appunto una giornata molto importante per quanto riguarda l'entrata in vigore del DPCM, ma importante anche perché oggi alle 12:30 il governatore Zaia, nella consueta conferenza stampa dove presenterà i dati, quindi l'andamento dell'epidemia coronavirus, la situazione dei posti letto negli ospedali, verrà anche presentato il piano emergenza Covid-19 interventi urgenti di sanità pubblica. Ci colleghiamo, la vedo già sul mio schermo, con Ilaria Marchiori che si trova proprio a Marghera, all'unità di crisi della protezione civile, dove alle 12:30, quindi tra circa 40 minuti, ci sarà la conferenza stampa del governatore Zaia, attesa proprio perché ci sarà il professor Crisanti, che diciamo così è colui che sta seguendo questo importante studio che punta, Ilaria, correggimi se sbaglio, ad individuare soprattutto quei soggetti positivi, asintomatici, un termine forte, ma che rischiano di essere gli untori e quindi di aggravare la situazione. A te la linea, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno allo studio e a tutti i telespettatori. Siamo qui proprio in attesa che inizi il punto stampa quotidiano del governatore Zaia per presentare questo piano di emergenza Covid-19 con gli interventi urgenti di sanità pubblica. Oltre al governatore, come hai già anticipato tu, la presenza del professor Crisanti, ci saranno altre persone, il professor Rizzuto dell'Università di Padova, il professor Merigliano, direttore del laboratorio Scusatemi, il professor Merigliano, il direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova, appunto il professor Crisanti, e ci sarà anche la presenza della Croce Rossa. Ricorderete, più o meno sono le stesse persone che abbiamo incontrato proprio all'inizio di questa emergenza, quando fu presentato il piano di studio di Vo, e quindi lo stesso tavolo e le stesse persone che ci spiegheranno probabilmente anche come è andata nel frattempo, ci aggiorneranno anche con tutta probabilità su quello che è lo studio di Vo, con eventuali anche altri aggiornamenti, e presenteranno questo piano emergenza Covid-19. È importantissimo da sapere, quindi questa è una giornata campale, oltre ad avere poi tutti i dati giornalieri che il governatore riferisce a inizio conferenza. Volevo aggiornarvi anche su un'altra questione, perché questa mattina si è tenuta una videoconferenza anche con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha deciso di incontrare la stampa per fare alcune comunicazioni ai cittadini e anche rispondere ad alcune domande. Insieme a lui c'erano l'assessore alla produttività e coesione sociale Simone Venturini e l'assessore al bilancio Michele Zuin. Sappiamo che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, c'è stata un po' di polemica per quella che è stata un po' definita, no? L'assenza del sindaco di Venezia in questi
queste settimane nel fronteggiare l'emergenza o semplicemente nel dare dei messaggi ai cittadini. C'è stato anche un attacco da parte dei sindacati, il sindaco di Venezia ha aperto questa conferenza dicendo, volendo spiegare il perché di questa scelta, ovvero abbiamo deciso di mantenere un profilo basso, ha detto, umile ma non meno coraggioso, continuando a fornire i servizi essenziali per la città. Ha anche aggiunto: non ho voluto fare nessuna ordinanza, rispettoso del ruolo della Regione e dello Stato. E ancora, stiamo continuando a pulire la città, a sanificarla, continueremo a farlo con l'ausilio di spazzatrici, lance, liquido igienizzante e imbarcazioni attrezzate. Ringrazio i cittadini perché si stanno dimostrando responsabili rimanendo a casa, ha ribadito il sindaco Brugnaro, e ancora un grazie al patriarca Moraglia e ai sacerdoti che ci stanno sostenendo anche dal punto di vista spirituale con una grande iniezione di fiducia. Io non ho paura, ha detto il sindaco Brugnaro, sappiamo che questa è da sempre stata la sua chiave di lettura per fronteggiare questa emergenza. Ne usciremo, ma dobbiamo continuare a crederci e lottare tutti insieme. Questo è lo spirito con cui il sindaco Brugnaro, la giunta e il comune di Venezia sta fronteggiando l'emergenza del coronavirus, e probabilmente che arriva anche affermazioni e frasi che arrivano anche in risposta alle polemiche dei giorni scorsi. Avevamo visto, c'era stato anche proprio un attacco dal commissario della Lega di Venezia Andrea Tomaello, che diceva di essere un po' il portavoce così di tante richieste anche da parte dei cittadini sul perché il sindaco si fosse dimostrato latitante in queste settimane, insomma, e quindi lui attraverso questa videoconferenza ha voluto dare le sue motivazioni, le sue spiegazioni, ribadendo il concetto che il comune non è stato latitante ma ha sempre voluto lavorare a testa bassa, lasciando poi fare al governo quanto dovesse e comunque continuando a portare avanti le proprie iniziative per difendere la città e i cittadini, che ha ringraziato per essersi dimostrati così responsabili. Se non ci sono domande, Francesca, noi inizieremo ad entrare nella sala della protezione civile per poterci posizionare e poi collegarci nuovamente con il punto stampa insieme al governatore Zaia, al professor Crisanti, il professor Rizzuto, la Croce Rossa italiana, e riuscire a capire i contenuti di questa conferenza stampa, ma soprattutto del piano emergenza Covid-19 con tutti gli interventi urgenti di sanità pubblica che saranno annunciati oggi proprio qui dalla sede della protezione civile, l'unità di crisi. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Paola Barbato, entrate pure e appena il governatore Zaia scende avvertiteci, così vi daremo subito la linea per tutti gli aggiornamenti. Lo ricordiamo, da una parte appunto lo studio dell'università, questo piano dell'Università di Padova, parallelamente il progetto della Regione Zaia, quella di sottoporre a tampone tutte le categorie a rischio, partendo dagli operatori che operano all'interno degli ospedali, a seguire i medici di famiglia e poi gli anziani nelle case di riposo. Si è proprio partiti, e chiedo alla regia di mandare in onda la foto dei tamponi che si è iniziati a fare oggi al personale sanitario del Caffoncello di Treviso. Questa foto appunto dimostra come si sta procedendo proprio in questo progetto, quello di effettuare i tamponi tra medici, personale OSS e infermieri nei nosocomi veneti, perché proprio la cronaca di oggi ci dice come chi opera all'interno dell'ospedale, degli ospedali, siano le prime vittime. Anche oggi purtroppo si registra la morte di altri 2 medici impegnati negli ospedali della Lombardia, e quindi questo va proprio a tutela della loro salute. Sono fondamentali i medici, gli infermieri, il personale OSS in questo momento, sono sempre fondamentali in questo momento ancora di più. Abbiamo parlato di quelli che saranno i temi affrontati oggi nella conferenza stampa. Molto probabilmente, almeno ci si attende questo, si affronterà anche il tema annunciato ieri dal Presidente Zaia e poi approfondito dal Dottor Mantoan della sperimentazione di un secondo farmaco. Al momento
In 8 ospedali veneti si sta testando il farmaco contro l'artrite reumatoide che sembra stia dando effetti incoraggianti e dovrebbe partire proprio nelle prossime ore anche la sperimentazione di un secondo farmaco, il Favipavir, spero di averlo pronunciato correttamente, è un farmaco giapponese sulla cui efficacia però il mondo scientifico, ma non solo, sembra diviso, tanta la discussione che si è scatenata dopo appunto l'annuncio di questa sperimentazione. Allora sentiamo nel servizio come e in che modo avverrà questa sperimentazione di questo farmaco giapponese. Vi informo che AIFA ha dato l'ok alla sperimentazione e quel farmaco che vedete da 24 ore, del quale si parla in un video che gira dappertutto, che dice guardate i giapponesi hanno questo farmaco, adesso girano, sono tutti contenti. Serve o non serve? Verrà sperimentato anche questo in Veneto e spero che da domani si possa iniziare. Potrebbe quindi partire già nelle prossime ore proprio in Veneto la sperimentazione del farmaco giapponese che aiuterebbe a curare i sintomi del coronavirus, medicinale che già sta dividendo la comunità scientifica. Il condizionale quindi è d'obbligo, così come la cautela. Intanto il video del farmacista romano che da Tokyo ne decanta le lodi ha fatto il giro del web e acceso speranze. Nel momento in cui 2 settimane fa si sono resi conto, hanno cominciato a fare la sperimentazione su alcuni casi, nel senso hanno provato a dargli alcuni casi di coronavirus e si sono resi conto effettivamente che funziona alla grande, la gente ha ripreso a vivere, non solo si è tolta le mascherine, prima la avevano tutti avevano la mascherina. Nelle prossime ore per l'ok definitivo si riunirà la commissione tecnico-scientifica di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui è presidente lo stesso Domenico Mantoan, numero 1 della sanità veneta. È stato lui, dopo Zaia, a entrare nel dettaglio. Domani mattina la commissione tecnico-scientifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trials clinico di questo nuovo farmaco, il Favipiravir, lo devo leggere perché è un altro nome incredibile, che questo farmaco antivirale usato in Giappone. Fatto l'annuncio però è stata la commissione tecnica scientifica di AIFA a spingere alla cautela con tanto di nota stampa, dicendosi pronta ad adire le vie legali contro le fake news e confermando che il farmaco non è autorizzato né in Europa né in USA. Insomma, vietato coltivare troppe speranze, l'ultima parola va alla scienza, ma non c'è solo il farmaco giapponese, diversi sono i medicinali in via di sperimentazione come quello contro l'artrite reumatoide che si sta già verificando anche negli ospedali veneti. Più in generale lo stesso Mantoan parla di una semplificazione delle procedure. Su questo il governo ha dato un input molto importante perché ha stabilito che tutti i trials clinici, tutte le sperimentazioni che si fanno sul coronavirus sono autorizzate dal Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e autorizzate dall'unico comitato etico che è quello dello Spallanzani. Quindi in questo modo i tempi sono stati molto velocizzati. E poi c'è il nuovo DPCM annunciato sabato sera intorno alle 22:30, 23 in un discorso dal Premier Conte, una domenica poi per aggiustarlo, per sistemarlo e solo ieri sera intorno all'ora di cena, intorno alle 19:30, 20 è arrivata la firma. DPCM quindi in vigore da oggi 23 marzo, la novità più importante è quella della chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali non essenziali, un'ottantina di tipologie di aziende, diciamo così. Importante è il codice Ateco per capire se si rientra tra quelle che possono continuare a lavorare. Naturalmente la priorità per le aziende agroalimentari, farmaceutiche, trasporti, le professioni ovvero studi legali dei commercialisti, le riparazioni anche di telefonia e PC, e ancora la finanza, l'ospitalità, quindi alberghi che continuano a rimanere aperti, e poi l'editoria, il nostro lavoro naturalmente, e poi il lavoro domestico. Ecco, questi sono alcuni delle attività esentate, diciamo, dal decreto, che quindi continueranno a lavorare, a tenere aperto. È stato poi dato un piccolo lasso di tempo, ovvero alcune aziende hanno tempo fino a mercoledì per chiudere, diciamo così, le attività ancora in ballo. Si pensi all'azienda, era stata una delle considerazioni fatte da diversi imprenditori,
che oggi lunedì, quindi quando ricomincia a tutti gli effetti la settimana lavorativa, che attendevano l'arrivo di merci, di spedizioni e che quindi avevano la necessità, anche per evitare di andare incontro a penali, di ricevere la merce o di spedirla per poter appunto chiudere perlomeno quello che era ancora in ballo, e poi dal 25 il termine ultimo, poi dal 26 effettivamente ci sarà la chiusura per tutte queste attività esentate dall'allegato del DPCM. Ieri sera, durante la nostra edizione straordinaria, dopo il telegiornale di Treviso, il collega Christian Arboit si è collegato via Skype con il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, che ha proprio analizzato i contenuti del DPCM per quanto riguarda le aziende. Sentiamo le sue parole. Il settore dell'edilizia ovviamente si blocca al completo, il settore del tessile e abbigliamento, direi lo sport system, si blocca, tranne che ovviamente quelle aziende che sono legate alla produzione di mascherine, eventualmente di camici o di lenzuola per ospedali. Ecco. Per quanto riguarda invece il settore agricolo, è operativo perché abbiamo bisogno dell'approvvigionamento, quindi del latte, come delle carni e dei prodotti di ortaggi. L'altro settore che ovviamente è a pieno ritmo, che continua a operare, è quello legato alla farmaceutica e a tutto quello che l'indotto che sta attorno alla farmaceutica. Ecco, perciò direi che le maglie sono, tra virgolette, abbastanza larghe. Ecco. C'è sì un blocco della produzione, ad esempio sul settore del mobile è molto importante, ecco, questo è da riconoscere, però ci sono comparti che continuano a lavorare, che anche se non rientrano certe aziende nel codice Arteco, possono continuare a lavorare perché servono, perché quell'azienda strategica possa produrre il farmaceutico come i prodotti sanitari o altro. Ecco Presidente, quindi complessivamente questo decreto la soddisfa? Che giudizio ha di questo provvedimento? Ma guardi, ci sono due aspetti di questo. Il primo è come è uscito, cioè è stato ieri sera a mezzanotte il Presidente del Consiglio fa in diretta questo annuncio, arriva il giorno dopo, arriva di sabato. Direi che io oggi sono stato chiamato da tanti imprenditori perché ovviamente insomma con la mia storia da past president di associazioni di categoria questi legami ci sono, e tutti preoccupati perché dice: come si fa al sabato sera e la domenica a dare disposizioni di questo tipo qua? Come facciamo lunedì mattina? Punto di domanda. E quindi purtroppo l'esperienza di 15 giorni fa non è bastata per far capire che c'è un mondo dell'impresa che ha le sue dinamicità, e vogliamo ovviamente tutelare la salute dei lavoratori, dei titolari delle aziende, ma però ci deve essere anche il buon senso che certi provvedimenti devono essere presi e messi nelle condizioni di essere recepiti dalle istituzioni che le devono poi mettere in pratica. Dall'altra parte abbiamo finalmente questa lista che per il momento è definitiva e capiamo bene chi può operare e chi non può operare. Ecco, avete sentito le parole del Presidente Pozza, proprio le tempistiche sono quelle che sono state al centro delle polemiche, il fatto che, come già successo per il DPCM dell'8 marzo, sia arrivato in tarda serata, in prossimità di un fine settimana, dando poco tempo alle aziende di capire e di organizzarsi. Sindacati in qualche modo sul piede di guerra, sia Landini della CGIL, sia anche Furlan della CISL, che chiedono di rivedere il provvedimento minacciando eventualmente lo sciopero per la tutela dei lavoratori. Landini appunto dice: sono state aggiunte grazie alle pressioni di Confindustria, lo ricordiamo, ieri era arrivata una lettera dal presidente Boccia che chiedeva di rivedere, di dare almeno più tempo, chiedendo almeno di posticipare al 25 marzo l'entrata in vigore per dare proprio tempo alle aziende di organizzarsi. Dice Landini, tutta una serie di attività che non rientrano tra quelle che devono essere ritenute essenziali. Noi abbiamo in collegamento proprio per fare un attimo il punto della situazione in Veneto, che con le sue aziende rappresenta un polmone per le attività di tutta Italia. Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, buongiorno e ben ritrovato, grazie per la sua disponibilità.
Cristian Ferrari, insomma, pronti allo sciopero se non si mette mano a questo DPCM? Sì, per affermare un principio che per quanto ci riguarda è fondamentale, che prima viene la salute prima di qualsiasi logica economica, prima anche, se mi permette, del profitto. Noi fin dall'inizio di questa emergenza abbiamo tenuto una posizione molto chiara. Eravamo consapevoli di essere di fronte ad un'emergenza sanitaria senza precedenti e che risolvere e affrontare con efficacia l'emergenza sanitaria e quindi contenere il contagio era la precondizione per poter affrontare anche le ricadute economiche pesantissime che tutta questa situazione produrrà. Abbiamo fatto il nostro lavoro firmando accordi, dal protocollo nazionale che, come è noto, ha definito le misure di sicurezza nei posti di lavoro, lo abbiamo attuato la settimana scorsa anche qui in Veneto, abbiamo firmato centinaia e centinaia di accordi, abbiamo messo in sicurezza in Veneto qualcosa come 85.000 lavoratori la settimana scorsa, confrontandoci con le aziende, attivando gli strumenti che fortunatamente il decreto Cura Italia ha messo a disposizione, tra i quali la cassa integrazione che ha un'applicazione praticamente universale. Abbiamo sospeso, rimodulato, riorganizzato le attività delle imprese in maniera tale da garantire la sicurezza di chi lavora. Se giustamente ci viene detto che dobbiamo stare a casa, che dobbiamo contenere questo contagio, non è che il virus purtroppo si ferma di fronte ai cancelli delle fabbriche. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività e a farlo però in maniera traumatica, disordinata, lasciando sul campo danni alla salute delle persone e rendendoci anche più difficile poi ripartire quando, speriamo il prima possibile, questa fase acuta dell'emergenza sanitaria sarà superata. Questo è stato lo spirito, in questo spirito abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero, qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera, condiviso una lista di attività essenziali che dovevano essere per le quali doveva essere garantita la continuità, e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri, questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali, io faccio nomi e cognomi con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione, che è una decisione grave, che è una decisione difficile, ma che è una decisione assolutamente necessaria, ripeto, per tutelare non solo i lavoratori, ma per contribuire a questo grande sforzo collettivo di contenimento del contagio, che è la prima cosa da fare anche per l'economia. Allora, su questo aspetto di Confindustria sappiamo, perlomeno da quello che si è saputo, che la richiesta sarebbe stata almeno quella di posticipare al 25 marzo. C'è un intervento glielo leggo insieme a lei, del vice segretario del PD Andrea Orlando, che dice: credo che ci si sia resi conto, lavorando in concreto, che i cosiddetti servizi essenziali hanno agganci con settori che essenziali non sono. Non possiamo che muoverci per approssimazione, perché ci troviamo davanti ad un fenomeno totalmente nuovo, dobbiamo
dobbiamo avere tutti grande flessibilità e disponibilità a correggere i provvedimenti, e chiede ai sindacati il pieno senso di responsabilità, e al governo chiediamo di tenere aperto il percorso. Questo quello che dice Orlando. Il fatto che appunto ci siano dei servizi essenziali che hanno però bisogno per continuare a produrre di servizi che essenziali non sono, è un po' questo anche il sottile filo sul quale si è dovuto riflettere. Può essere una lettura? Ma nessuno nega la grande complessità che non può essere tagliata con l'accetta. Qui non si fanno teorie astratte, ma si devono fare scelte che poi incidono concretamente nella vita e nel sistema produttivo. Quindi di questo noi siamo pienamente consapevoli, non siamo arrivati con posizioni rigide. Dopodiché faccio degli esempi molto concreti tanto per capirci. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione per ragioni di sicurezza per 15 giorni. Cioè ci sono tutta una serie di sfumature che non mettono in discussione l'esigenza di garantire, oltre alle attività esplicitamente essenziali, anche tutte quelle di contorno che servono e sono funzionali a garantire appunto la tenuta dei servizi essenziali. Bisogna però escludere quelle che essenziali francamente non lo sono e che quindi determinano con la loro continuità un rischio di diffusione del contagio che non è giustificato, ripeto, dall'esigenza primaria di garantire servizi e beni primari ai cittadini. Ovviamente noi adesso ci attiveremo, al di là delle iniziative di lotta e di mobilitazione che stiamo mettendo in campo anche oggi in Veneto, penso agli scioperi alla Safilo, penso agli scioperi che stiamo facendo anche nel settore metalmeccanico. Ovviamente, dicevo, noi continueremo innanzitutto a tutelare la salute delle persone, ci attiveremo e abbiamo già chiesto un incontro con il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che a norma del DPCM di ieri ha il potere di limare, cambiare, valutare quell'elenco di quell'allegato che sono considerate essenziali, e porteremo esattamente quello che dicevo prima. Allo stesso tempo ci stiamo già attivando questa mattina con i prefetti del Veneto, perché sappiamo che un ruolo è stato attribuito da questo decreto anche ai prefetti, che poi in concreto devono ricevere le informative e valutare, controllare, vigilare che le attività economiche che autodichiarano di rientrare in quell'elenco e di andare avanti abbiano davvero quelle condizioni, e soprattutto continueremo nei posti di lavoro la nostra azione anche contrattuale per garantire la sicurezza di chi lavora. Mi faccia dire una cosa: oltre ai settori di cui stiamo discutendo, che sono controversi, tra l'altro, se mi permette, ho come l'impressione che sarà la natura a fare il suo corso. Siamo ormai in una situazione di economia di guerra. C'è un blocco economico che riguarda sia la domanda, tanto più estera, e noi sappiamo di essere una regione con una grande vocazione all'export, e quello è tutto fermo. C'è un problema di forniture, approvvigionamenti, di componentistica, di beni intermedi e strumentali che blocca anche sul lato dell'offerta il ciclo economico. Ho come l'impressione che tra pochi giorni sarà questa condizione oggettiva a ridimensionare di molto la nostra attività produttiva. Detto questo, noi siamo nei posti di lavoro e continueremo a pretendere l'applicazione di quelle norme che abbiamo condiviso a livello nazionale con il protocollo sulla sicurezza e che abbiamo anche ulteriormente rafforzato con un accordo regionale quadro molto importante che CGIL e CISL-UIL hanno sottoscritto con la Regione Veneto e con tutte le rappresentanze datoriali. Sottolineo l'importanza del ruolo della Regione, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di un punto di riferimento istituzionale che, a partire dagli SPISAL e dai servizi di sorveglianza sulla salute e sicurezza, diano un contributo di verifica, di controllo, ma anche di informazione, di supporto, perché non è facile riorganizzarsi e mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Quindi questo è il nostro spirito, che non è uno spirito ideologico,
che non è uno spirito irresponsabile, ma anzi al contrario, e che utilizzerà tutti questi ambiti per cercare di raggiungere l'obiettivo che dicevo prima, garantire la salute dei lavoratori come componente fondamentale per garantire la salute di tutti. Abbiamo riempito le pagine dei giornali e le televisioni delle polemiche su chi va a fare jogging nei giorni scorsi. Per carità, non voglio dire, bisogna essere prudenti, adesso non si può neanche più se non sotto casa. Ma questa discussione stride un po' con il fatto oggettivo che centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori si muovono con i mezzi pubblici e privati ogni giorno per andare e per tornare nella loro casa dopo aver lavorato. Se conteniamo e riduciamo per la fase più difficile e acuta, noi adesso abbiamo di fronte la necessità di ridurre i contagi, tutto quello che si può contenere di questi spostamenti, penso che questo sia utile per evitare come Veneto di trovarci in una situazione come quella della Lombardia, in cui tutti quanti, tranne Confindustria, scusatemi, a partire dal presidente Fontana, stanno chiedendo addirittura dei provvedimenti ancora più restrittivi rispetto a quelli di cui ci si lamenta che sono stati adottati ieri. Le chiedo una risposta proprio flash, perché siamo a ridosso della pausa pubblicitaria. Le chiedo quanto tempo date al governo per aggiustare il decreto, perché adesso abbiamo capito che ci sono delle iniziative a macchia di leopardo per quanto riguarda scioperi, per prendere invece, quanto tempo li date per prendere poi eventualmente una decisione più generale per uno sciopero? Ma guardi, di fatto lo sciopero, tra virgolette, generalizzato è già in campo. Dove noi non riteniamo che ci siano le condizioni di sicurezza e l'essenzialità, stiamo già fermando le aziende, quindi non è che dobbiamo dichiarare chissà cosa nei prossimi giorni. Noi incalzeremo il governo, dovremo trovarci nella giornata di domani per fare un ulteriore punto e siamo anche responsabili e vogliamo dare un contributo, questo lo voglio sottolineare, qui non c'è nessuno di matto, noi abbiamo bisogno della massima unità per affrontare questa sfida tremenda, a cominciare dalla tenuta politica istituzionale. Quindi nessuno sciopero generale contro il governo, che sarebbe francamente irresponsabile, ma un'iniziativa per mettere in sicurezza i lavoratori. Ce la stiamo già facendo e suggeriremo, porteremo al governo l'esigenza di assumere a livello normativo ulteriori avanzamenti rispetto alle attività che sono ancora aperte e delle quali noi non scorgiamo le esigenze di essenzialità. Benissimo, grazie davvero a Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, per il suo contributo. Grazie e buon lavoro, torneremo ad aggiornarci dopo appunto questo incontro che avrete domani. Grazie ancora e buona giornata. Quindi ecco, domani ci sarà appunto questo incontro tra le parti, tra i sindacati e il governo, per sentire se si riesce a trovare un punto di incontro. Tra l'altro Ferrari faceva riferimento ai controlli dello Spisal, proprio ieri il governatore Zaia ha annunciato che questa settimana ci sarà anche un bilancio della prima settimana dei controlli per capire come sono andati. Abbiamo parlato insomma di questo DPCM, abbiamo ieri, sempre il collega Cristian Arboit aveva raggiunto via Skype il sindaco di Agordo De Carlo per fare un attimo il punto della situazione. Ha parlato della sua iniziativa di consegnare delle mascherine, il comune ha deciso di consegnare ai suoi cittadini delle mascherine, parallelamente poi a quello che è la consegna della regione. Però è intervenuto proprio anche sul provvedimento del governo. Sentiamo quindi l'intervista del sindaco De Carlo e poi la pubblicità. Ci stiamo concentrando un po' nel cercare di essere a sostegno un po' delle fasce più deboli. È evidente che gli anziani oggi sono quelli che soffrono di più e che soffriranno anche di più nel prossimo futuro di questo virus subdolo, la cui battaglia è un dovere nei nostri confronti. Io rifiuto così la frase fatta che dice beh tanto sono solo gli anziani a soffrire, è gente che ha già delle patologie, sono persone ultra ottantenni. Io credo che il patrimonio culturale anche solo, ma e la ricchezza delle comunità, soprattutto quelle di montagna, passi attraverso gli anziani, e quindi credo che soprattutto in momenti come questi noi abbiamo il dovere di porci al loro fianco, l'ho detto oggi, l'ho ribadito, e dobbiamo farlo in maniera concreta. Noi abbiamo iniziato già da qualche giorno, grazie a una ditta locale, una ditta artigiana, a distribuire delle mascherine di pezza
che distribuiamo porta a porta a tutti gli anziani, perché chiediamo loro di non muoversi, ma chi è impossibilitato a farlo perché non riesce a farsi portare la spesa a casa o deve andare per forza in farmacia, almeno lo faccia con un minimo di protezione. Sappiamo quanto difficile è oggi reperire una mascherina che sia a norma. Cerchiamo con queste, che sono poi mascherine con 2 strati, sì, sono certamente lavabili e che hanno una durata massima di 2 ore, cercare almeno in quella mezz'ora, un'ora che gli anziani escono, che abbiano una copertura per se stessi, ma anche per tutti quegli operatori che sono costretti a lavorare, come le edicole, come i tabaccai, come chi fa ricariche al telefono, o come i supermercati stessi, i negozietti stessi di paese, il panificio da me ad esempio sempre a disposizione. Anche per la sicurezza di chi li serve credo sia importante coprirsi e avere un po' di protezione. 245 casi sono tantissimi per una provincia di 200.000 abitanti, calcolando che Treviso, che è 5 volte la popolazione di Belluno, ne ha 979. Quindi se facciamo le dovute proporzioni, Belluno è messa peggio per certi versi. Poi le terapie intensive in questo caso hanno un indice di occupazione minore. Questo significa che tanti anziani sono nelle loro case e hanno bisogno di assistenza domiciliare. Ecco, come affrontare questa emergenza nell'emergenza? Questo è un problema grande, soprattutto perché c'è stata un po' di sottovalutazione del problema nelle nostre montagne. Noi probabilmente pensavamo che l'isolamento a cui siamo condannati da sempre, delle grandi vie di collegamento, di trasporto e di accesso, ci consentissero di rimanere indenni da questo virus, ma questo è un virus che non conosce confini né nazionali né regionali né provinciali, tantomeno comunali, e quindi oggi ha un riflesso anche nelle nostre comunità. Io da quando ho fatto l'appello a rimanere a casa devo dire che la gente comincia a percepire il pericolo molto più di prima e comincia a rimanere a casa. E qui inizia invece la partita di chi come noi si è posto assolutamente a disposizione, soprattutto delle fasce più deboli. Il mio numero di telefono è sul portone del municipio, scritto a caratteri cubitali. Qualsiasi problema ho invitato tutti a chiamarci, perché noi in comune siamo organizzati in qualche maniera con i nostri dipendenti che comunque lavorano a ritmo assolutamente ridotto, perché ovviamente non vogliamo nemmeno noi grandi concentrazioni all'interno del municipio, però da sempre e dall'inizio di questa crisi continuiamo a fornire ed erogare servizi. Per cui il mio appello è sempre lo stesso: rimanete in casa perché è importante e fondamentale. Se avete bisogno di qualcosa non esitate a contattarci, perché noi cercheremo di risolvere il vostro problema pensando prima alla vostra sicurezza, cioè quella di evitare quanto al massimo il contagio e il proliferare di questo virus, che sarebbe letale appunto nei confronti soprattutto di quelle fasce che oggi sono più deboli. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria per aggiornarvi sull'emergenza coronavirus. Abbiamo parlato dei nuovi contenuti del DPCM firmato ieri sera dal Premier Conte per quanto riguarda l'aspetto delle aziende, che è l'aspetto più importante, senza dimenticare poi l'altra voce, il punto B dell'articolo 1, ovvero quello che limita ulteriormente gli spostamenti, ovvero lo leggiamo: è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzo di trasporto pubblici e privati in comune diverso rispetto a quello a cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Questo sarebbe arrivato dalle richieste dei governatori delle regioni del sud per evitare che, anche alla luce dell'ulteriore stretta sulle aziende con queste nuove chiusure, molti lavoratori che vivono al nord decidessero di tornare a casa appunto nei loro paesi d'origine, con il rischio che soprattutto chi vive e lavora nelle regioni maggiormente colpite dal Covid potessero portare al sud il virus, quindi per arginare ulteriormente una possibile diffusione dell'epidemia anche al resto d'Italia. Vi ricordo la solidarietà che continua con le donazioni al conto corrente
combatti il coronavirus con la solidarietà, lo vedete in sovrimpressione l'IBAN per fare le vostre donazioni, la causale è sostegno all'emergenza coronavirus intestato alla Regione del Veneto, donazioni fondamentali che andranno alla sanità che in questo momento sta affrontando l'emergenza e che necessita di ulteriori sostentamento per appunto poter curare tutti coloro che sono stati colpiti in maniera molto forte dal Covid-19. Oggi è di fatto iniziata anche la distribuzione delle mascherine prodotte da Grafica Veneta, volute dalle commissionate dalla Regione del Veneto. Già ieri molti sindaci sulle proprie pagine Facebook, sulla pagina Facebook del Comune, utilizzando i social, hanno reso note le modalità di consegna. C'è chi ha scelto la consegna a domicilio, quindi molti comuni i cittadini troveranno nella cassetta delle lettere le mascherine, al momento una per ogni nucleo familiare, consegnate dalla Protezione Civile. Qui bisogna mandare un messaggio ben chiaro: attenzione, perché in queste situazioni di emergenza le truffe sono dietro l'angolo. Abbiamo visto le truffe dei fantomatici tamponi, di fantomatici medici, infermieri che a domicilio andavano a fare il tampone, passandosi appunto per personale sanitario, oppure la truffa del finto vaccino contro il Covid. Quindi attenzione a possibili truffe. Si tratta al momento di mascherine che vengono donate gratuitamente, per cui attenzione a chi vi propone mascherine vendendole. Sarà personale identificabile, personale della Protezione Civile, quindi identificabile, per cui attenzione. Il Comune di Treviso, c'è chi poi procede alla consegna in modo più strutturato anche alla luce della popolazione, della numerosa popolazione presente, e quindi ieri il sindaco di Treviso Mario Conte, con il quale cercheremo di collegarci più tardi via Skype, ha reso note le modalità di distribuzione delle mascherine. A partire da oggi inizierà la distribuzione, sarà dedicata alla consegna nelle case di riposo e a domicilio e alle utenze deboli, mentre martedì 24 e mercoledì 25 marzo per i residenti nel territorio comunale di Treviso, con le seguenti modalità. E quindi per quanto riguarda il centro storico, punti di consegna solo a piedi, mi raccomando solo a piedi, e un unico referente per famiglia per evitare il rischio di assembramento. Era anche una delle questioni che erano state sollevate all'indomani dell'annuncio della consegna, il timore che potessero crearsi sovraffollamenti. Ecco, proprio per evitare questo vengono creati questi punti di consegna in piazza Duomo, in piazzale Burchellati, in piazza Santa Maria Maggiore e poi in piazza Vittoria, nei quartieri sempre martedì 24 e mercoledì 25 dalle 14 alle 20. A seconda della lettera con cui inizia il vostro cognome avete tutti i riferimenti secondo le diverse fasce di orario. È necessario recarsi al punto di consegna più vicino alla propria abitazione. E poi ancora i punti di consegna solo in auto, ambiente protetto che permette anche il controllo delle targhe, come viene fatto per i tamponi da parte del Dipartimento della Prevenzione dell'Uso 2, e anche in questo caso ci sono tutti i vari punti ai quali accedere in auto. Anche in questo caso mi raccomando solo una persona per nucleo familiare. C'è poi una cartina con dettagliatamente i vari punti dislocati in tutto il territorio comunale per ritirare queste mascherine. E per quanto riguarda poi la questione del DPCM, ritornando un attimo alla questione del DPCM, abbiamo raggiunto l'assessore regionale alle attività produttive della Regione Veneto, Roberto Marcato. Sentiamo le sue parole per quanto riguarda proprio queste novità introdotte dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio. Prima richiesta al Premier Conte: mai più la presentazione di un decreto così importante, così restrittivo per l'economia del Paese, delle nostre regioni, senza aver prima firmato un testo definitivo. Questo ha ingenerato ovviamente incertezza, ha ingenerato panico e oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di non certezza. Seconda considerazione,
Il DPCM elenca tutta una serie di aziende e di codici aziendali che consentono o meno di aprire le proprie attività. Il sacrificio che si chiede ai nostri imprenditori è grandissimo. Dopodiché vedremo quante aziende rimarranno chiuse, perché fra codici previsti e filiere collegate probabilmente non sarà così impattante, però si chiede comunque un sacrificio enorme ai nostri imprenditori. Ecco, l'economia sta facendo la propria parte e anche il governo deve fare la propria parte, e quindi innanzitutto mettere molte più risorse di quelle previste, ed è tutto evidente che quelle previste sono assolutamente inadeguate. Finalmente portare avanti la battaglia contro la burocrazia di questo Paese, che è elefantiaca ed è una zavorra pesantissima, lo è sempre stata per la nostra economia, e questa è l'occasione per farlo davvero. Terzo, liberare quegli 83 miliardi di opere pubbliche già pagate e ferme per motivi amministrativi e burocratici. Avete capito che questo nodo è il nodo più importante, che sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni continuerà a far discutere, in attesa di vedere se si raggiunge, come detto prima, un ulteriore accordo tra sindacati, mondo delle imprese e il governo, e se c'è la possibilità, lo scopriremo appunto nelle prossime ore, di rivedere quello che è il contenuto del nuovo DPCM. Abbiamo parlato della consegna delle mascherine, le fasce più deboli naturalmente rimangono quelle degli anziani. A partire da oggi, in accordo con le amministrazioni comunali, con alcune amministrazioni comunali, adesso vi diremo anche quali, sarà attivo, ed eccolo qui, un numero verde 800 68 8784 tutti i giorni della settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il numero è rivolto a chi fruisce del servizio di assistenza domiciliare svolto da ISRA presso i comuni di Treviso, Carbonera, Casiere e Silea, e i fruitori del progetto Rete Alzheimer. Gli assistiti e i loro familiari potranno rivolgersi a questo numero, lo ripetiamo, 800 68 8784. I comuni sono Treviso, Carbonera, Casiere e Silea, e i fruitori del progetto Rete Alzheimer, per le informazioni collegate ai servizi, per un supporto psicologico e per consigli pratici. È un'iniziativa che è nata dall'esigenza di mantenere la relazione di cura con tutti i fruitori dei servizi, in un momento in cui il servizio di assistenza domiciliare è stato naturalmente modificato al fine di ridurre le probabilità di contagio da coronavirus. ISRA, visto il particolare momento sociale che si sta vivendo, ha ritenuto di estendere questo servizio a tutti i cittadini over 65 e ai loro familiari che insistono nei 4 comuni sopra citati. E a proposito di assistenza psicologica, la Diocesi di Treviso offre una consulenza psicologica gratuita tramite il consultorio familiare del Centro della Famiglia alle persone e alle famiglie che vivono con difficoltà il periodo di chiusura a causa del coronavirus. Le consulenze vengono svolte attraverso videochiamata a persone, coppie o famiglie che necessitano di supporto su temi educativi dei figli, della relazione di coppia e della famiglia, ma anche sulla gestione di ansia, paura e stress. Un altro tema è la gestione del lutto e della malattia, appesantita anche dalla mancanza di possibilità di un contatto con il ricoverato in ospedale. Per le consulenze ci si può prenotare via mail presso la segreteria del consultorio del Centro della Famiglia, che sta inoltre pubblicando sul proprio canale YouTube e Facebook alcuni contributi per consigli e proposte da parte degli psicologi della struttura. Quindi insomma un ulteriore supporto per quanto riguarda appunto chi sta vivendo con difficoltà questo particolare momento di limitazioni essenziali necessarie per arginare il più possibile l'epidemia da coronavirus. Tra pochi minuti dovrebbe arrivare il governatore Zaia, scusatemi, mi giro per vedere, eccola qui la sala stampa nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera, pochissimi minuti. Lo ricordiamo che il governatore non solo farà il punto sui contagi e sui ricoveri come ogni giorno, ma insieme a lui anche i rappresentanti, il rettore dell'Università di Padova, il direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova, il professor Merigliano, e poi il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, il professor Crisanti, per presentare il nuovo piano emergenza Covid-19 interventi urgenti di sanità pubblica. E
quindi per capire che cosa succederà su questo progetto dei tamponi a campione tra la popolazione. Il governatore Zaia lo ha detto più volte, è impossibile sottoporre tutti i veneti al tampone, non ci sono tamponi, e anche se noi li produciamo manca poi quello che serve poi per analizzare il tampone. Il mercato, lo ha detto più volte, ormai è al collasso per tutti quelli che sono gli approvvigionamenti, dalle mascherine ai ventilatori eccetera. La Regione si sta muovendo sin dall'inizio per garantire l'essenziale nelle strutture ospedaliere, e appunto anche il capitolo dei tamponi e dei kit rapidi. Zaia lo ha spiegato più volte, la differenza del tampone e il kit rapido, quello che è la puntura sul dito, che permette però di vedere se una persona ha già gli anticorpi, quindi ha già sviluppato gli anticorpi, ma arriva in una seconda fase. L'importante è il tampone. Vediamo il governatore Zaia che si sta sedendo, e quindi andiamo subito a Marghera. Anche il professor Merigliano. Una sedia per Mantovano. La sedia da 4. Qua, direttore. La dottoressa Russo dov'è? Prego, si accomodi, dottoressa. Qua. No, il Merigliano aggiungiamo una sedia. Sta sedia di chi è? No, mettiamo il professor Merigliano. Allora, dai, siamo qua a posto. Va un po' più giù, va un po' più in giù. Grazie. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Oggi, come al solito, alle 12:30 facciamo questo punto stampa. E ci tenevo a dirvi, ovviamente, oltre a riportarvi il bollettino della giornata, darvi anche un po' di dati. Oltre a salutare ovviamente la dottoressa Russo, il dottor Bosa. Il dottor Francesco Bosa è presidente della Croce Rossa del Veneto. La dottoressa Francesca Russo è la donna che per noi governa tutta la partita della prevenzione, quindi tutta la partita, diciamo, la nostra interfaccia degli isolamenti e dei tamponi. Il professor Rizzuto è, con tanto di mascherina, il nostro magnifico rettore dell'Università di Padova. Il professor Andrea Crisanti, l'uomo macchina e l'uomo che ci porterà fuori dal mare in tempesta, e quindi titolare del progetto che vogliamo presentare oggi, il professor Merigliano, che è presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. E dopo li sentirete. Due piccole considerazioni. Allora, i dati di oggi sono presto detti. Abbiamo 1487 ricoverati. 5.500 persone positive, 5.500 persone positive, 192 decessi, 329 dimessi, e poi dei 1.400 ricoverati 281 in terapia intensiva. Cosa dicono questi dati? Questi dati dicono che intanto non siamo davanti a un'influenza, perché abbiamo 1.400 letti occupati da cittadini che hanno bisogno di cure sanitarie importanti. 1.400 letti vuol dire due bei ospedali di provincia. E siamo preoccupati del fatto che comunque non ne siamo ancora usciti. Abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento,
e tutto quello che poi ne consegue, insomma, cioè noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza. E l'ordinanza, qualcuno ha detto, ma perché hai messo i 200 metri? Perché noi in veneti siamo così, vogliamo sapere anche qual è la misura. Forse la prima ordinanza nella storia che è i 200 metri da casa, ma tutti si sono attenuti al rispetto di queste regole. Ed è fondamentale ringraziarli perché è un sacrificio immane. Poi abbiamo visto che nottetempo in questo fine settimana è arrivato anche il DPCM col tema delle imprese e quant'altro, però noi continuiamo a seguire questa dritta. Chi è che parla? Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Ed è fondamentale che il senso di civiltà e di comunità sia assolutamente presente in ognuno di noi. Detto questo, prima di passare la parola agli altri convenuti, due brevi considerazioni. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo donazioni, li ringrazio di cuore. Anche oggi una famiglia importante, nota del Veneto, i Polegato, hanno voluto donare per questa causa 1 milione di euro e ringrazio quindi Mario Moretti Polegato, che è il titolare di Geox, e il figlio Enrico Moretti Polegato, titolare e amministratore delegato di Adora, per questo ulteriore finanziamento. Si va sempre più ingrossando il numero di persone che stanno sostenendo questo progetto, sostengono il nostro progetto di cura dei veneti, di tutela della salute dei veneti. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi come si può dire, non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Infine, rispetto a tutti questi temi, io vi dico che noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci, ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione, evito di citarveli perché sembrano degli scioglilingua, a iniziare dal Tulicizè, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite, li stiamo sperimentando. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel che può essere
o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. E abbiamo università come l'Università di Padova, che è qui presente, che è in grado di prendere in mano un protocollo sperimentale e dirci se un farmaco serve o non serve. Passo la parola al professor Rizzuto, prego. Ci spostiamo di posto. Poi il professor Crisanti, poi il professor Merigliano. Scusami, trovo la mia mascherina. Buongiorno a tutti. Presidente ha giustamente detto che questo è la pandemia del secolo, il più grande shock che questo Paese riceve dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è uno shock, una guerra che vinciamo tutti assieme. Noi di questo siamo consapevoli, abbiamo la consapevolezza di essere l'istituzione scientifica che deve aiutare, deve mettersi in gioco per risolvere positivamente nel più breve tempo possibile questa crisi, e lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo perché, come è stato giustamente citato, abbiamo colleghi, io ringrazio pubblicamente il professor Crisanti perché ci ha dato l'indirizzo in tempi in cui pochi lo dicevano. Questa è una malattia che si trasmette perché un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione, e questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia, e questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto e che sono l'aiuto più grande che tutti assieme diamo alla risoluzione di questa pandemia. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia, perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque chi può trasmettere la malattia, quindi un'opera di riconoscimento ampio, quindi applicazione di tamponi e diagnosi molecolare per trovare nel più breve tempo possibile è fondamentale. Se non facciamo questi, noi continuamente avremo centinaia, migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. E allora il progetto di attuare un campionamento ad amplissimo spettro è un progetto decisivo che si deve associare a quello che è il comportamento virtuoso di tutti i cittadini. Questo è un grande sforzo economico che la Regione sta mettendo in campo, organizzativo che la Regione sta mettendo in campo, ma alla quale noi diamo il nostro contributo, e lo vogliamo dare non solo attraverso le persone come il professor Crisanti, come la scuola di medicina, che su questo sono direttamente coinvolti, ma attraverso una parte ancora più ampia dell'università. Noi abbiamo chiesto ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine, abbiamo chiesto ai colleghi di mettersi a disposizione generosamente, come fanno tanti volontari, spostando il loro ambito di ricerca all'aiuto al laboratorio del professor Crisanti per la diagnostica. La risposta è stata una risposta estremamente positiva. Abbiamo avuto decine di persone che si sono già rese disponibili per rendere possibile quello che adesso il professor Crisanti racconterà, che è un grande sforzo, e sforzo che richiede anche però delle competenze che sono competenze molto alte. Noi useremo le competenze di ricerca per permettere una diagnostica che altrimenti l'eccellente laboratorio del professor Crisanti da solo non sarebbe in grado di fare. Quindi l'università, e questo è il motivo per cui io sono grato dell'invito
al Presidente, perché vogliamo testimoniare che l'università in questa battaglia è in prima linea non solo attraverso i medici, attraverso il personale sanitario, ma anche attraverso tutte le competenze di generosità e di competenze in ricerca che può mettere in campo in questo momento. Grazie. Il professor Rizzuto ci ha ricordato una cosa importante, che le epidemie si combattono su 3 fronti. Si combattono sul fronte dell'ospedale, con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa con la disciplina e imporsi di limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Che cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. È chiaro che questo è un progetto estremamente ambizioso che richiede una notevole capacità operativa, che è esattamente la sfida più importante in questo momento è questa. Quindi la Regione sta coordinando tra tutti i laboratori delle microbiologie come disporre i macchinari, come recuperare come aumentare il personale e come distribuire i reagenti. È chiaro che questo è uno sforzo che vede coinvolte tutte le microbiologie del Veneto. Dal canto nostro all'Università di Padova noi siamo passati, mi ricordo perfettamente il giorno di Vo, da 100 a 1000 campioni al giorno, a 2000 che ne abbiamo fatti ieri, e contiamo di arrivare a 4.500 durante la prossima settimana. Chiaramente è una sfida immane, perché nel frattempo c'è una rincorsa pazzesca in tutta Europa e in tutto il mondo a queste macchine, e quindi anche da qui il contributo prezioso dell'Università di Perugia, ma io direi di tutte le università di Padova, tutte le università del Veneto dovrebbero contribuire a questo recupero di macchinari. Quindi, poi ecco, devo dire anche un'altra cosa: abbiamo fatto recentemente un acquisto importantissimo, non dico come e dove perché altrimenti si scatena la caccia alla macchina, di una macchina importantissima che aumenta la capacità di decine e decine di volte. Quindi stiamo in una fase, come si è detto, di scalabilità di tutto quanto il sistema. Quindi ecco, il messaggio che vorrei dare è che ci vorrà un po' di tempo prima che arriviamo a regime. Quindi ecco, questo voglio dire, non è che da oggi a domani le persone si devono aspettare che noi cominciamo a fare 30-40.000 test al giorno. È un passo dopo la volta. Noi pensiamo che nella prossima settimana la Regione ci ha dato il compito di arrivare quasi al raddoppio della capacità, e poi via via cercheremo di scalare a una metrica più alta. Insomma, ecco, questo diciamo è quello che vogliamo fare. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare, e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e una diminuzione delle persone in terapia intensiva. Questi sono i parametri, quindi dobbiamo diminuire quel valore, quella frazione tra ospedalizzati e casi totali, terapia intensiva e casi totali. Questo numero deve diventare sempre più piccolo. Questa è la misura del nostro successo. Arrivati a un certo punto, caratteristica veneta, se tu guardi sì, che è già una caratteristica veneta, ci stiamo già molto vicini a questo, adesso incrociamo le dita, ma diciamo il Veneto, non so se posso dirlo, ma insomma ci sono degli indicatori molto positivi da questo punto di vista. Arriviamo alla fine. Da questo punto di vista, poi casomai lo dirò. Quindi ecco, questo è questo che ci si deve aspettare. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ecco, questo diciamo è quello che ci si aspetta, è quello che vi dovete aspettare, quali sono la metrica del successo di questa operazione.
aumento del numero dei positivi, diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive, fino al punto di flessione in cui cominciano a calare tutti. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo perché è una sfida immane, perché chiaramente noi ci preoccupiamo di identificare sia gli individui a rischio, come ha detto il professor Issudo, e qui ce ne sono tantissime categorie, sono praticamente le persone che lavorano nei cassieri dei supermarket, sono i poliziotti, e sono tutti quelli che negli uffici pubblici sono a contatto con il pubblico, e poi i vulnerabili, perché ci sono sicuramente delle categorie vulnerabili che noi dobbiamo proteggere, e sono gli anziani nelle case di riposo. Noi non vogliamo che il virus entri là dentro, perché sappiamo perfettamente cosa possa fare. Quindi è chiaro che questa è una delle nostre priorità: screenare il personale delle case di riposo, identificare all'interno delle case di riposo se ci sono degli anziani che sono positivi, perché è chiaramente che a loro va sicuramente la nostra solidarietà, sapendo quello che può succedere se il virus entra in una di queste comunità. Ecco, penso che io ho finito. Il professor Merigliano. Professor Merigliano, Presidente della Scuola di Medicina. Buongiorno a tutti. Allora, la cosa importante di questo progetto è, come ha detto il professor Rizzuto, da un lato il contributo di tutta l'università e della scuola di medicina, dall'altro la forte volontà di coordinamento tra le strutture e soprattutto con il sistema regionale. Se dobbiamo fare questa operazione, che è fondamentale, dobbiamo anche garantire che comunque il sistema funzioni in quello che è la capacità ordinaria. Quindi deve essere un qualcosa che va al di sopra, al lato, e che potenzi il sistema ordinario, e contemporaneamente che sia perfettamente coordinato e integrato. Per cui il grande sforzo è stato quello di trovare il progetto, di trovare le persone disponibili a farlo su base volontaria o su base comunque organizzata, e soprattutto integrarsi perfettamente nel sistema sanitario, perché tutti i positivi che verranno trovati con questo sistema devono essere in linea col sistema di protezione, di sorveglianza, perché altrimenti non funzionerebbe. Allora abbiamo cercato di trovare la quadra che è stata trovata nel progetto del professor Crisanti, nel supporto logistico del Comitato regionale della Croce Rossa, perché il progetto vale su scala regionale e sarà attivato per cerchi concentrici. Per cui partiamo da Padova perché siamo più vicini all'università, stiamo raccordandoci con i sistemi informativi, ma la Croce Rossa ha già messo in campo 15 squadre divise per provincia, in modo che a regime, progressivamente, in maniera molto coordinata, perché anche qui, come si diceva prima, non bisogna saturare le capacità, ma bisogna essere coordinati e quindi il crescere della capacità organizzativa. Il cuore del sistema ovviamente andrà a tamponare tutte queste persone che sono state dette, coordinandosi con il sistema di prevenzione, che continuerà a garantire da un lato l'ordinario funzionamento, ma soprattutto tutta l'attività di controllo dei pazienti positivi e domiciliati. E in questo senso volevo ringraziare ancora una volta la Scuola di Medicina, perché abbiamo deciso con una delibera che tutti i tirocini degli studenti che sono, come sapete, lauree abilitanti, quindi tirocini per l'esame di Stato, che avrebbero dovuto essere svolti presso i medici di medicina generale, che in questo momento sono sottoposti a delle pressioni umane, professionali di rischio enormi, e quindi avrebbero fatto fatica a fare i tutor, li abbiamo dirottati sui sistemi territoriali per fare il recall in perfetta sintonia, scaricando sul sistema circa 400 giovani medici in formazione, che daranno una spinta enorme, perché siamo passati da controllare 50-60 persone ospitalizzate e adesso siamo 1500, quindi bisogna assolutamente pensare non solo al prelievo ma anche a ciò che si genera post, altrimenti si generano delle aspettative e poi non si possono dare risposte. Quindi il disegno, che è stato organizzato insieme, è partito come progetto di ricerca, poi è stato rivisto, poi è stato riorganizzato, proprio perché sia un sistema che possa dare una risposta completa. E come ha detto il governatore, parte
ma ha bisogno dei suoi tempi per allargarsi a cerchi concentrici. Ultima cosa, è assolutamente fondamentale, come ha detto il Rettore, lo sforzo che stanno facendo moltissimi ricercatori, non solo della scuola, ma di tutta l'area biomedica dell'università, per recuperare macchine e persone, che ovviamente non sono quelle macchine e persone di tipo laboratoristico da migliaia di numeri, ma anche 150-200 test al giorno. È un po' il concetto del tanto poco fa una grande massa, e quindi da questo punto di vista l'ultima cosa che vorrei dire, perché l'ho detto stamattina al Governatore, la settimana scorsa c'è stato il gruppo degli cinesi che sono stati in Veneto, sono stati a Padova, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, hanno vissuto 2 giorni dentro in azienda, e devo dire che la cosa che più li ha sconvolti, in senso positivo, è stata le nostre semi-intensive, cioè l'aver creato delle strutture che sono una via di mezzo tra il reparto e la rianimazione, dove si cerca di tenere i pazienti ancora coscienti, supportati dai famosi caschi, eccetera, che è un'esperienza che loro non avevano, ma che hanno valutato con grandissimo interesse, perché non ha saturato le rianimazioni, ma ha dato grossa risposta a quei pazienti che non erano in grado di gestirsi da soli. Grazie Presidente. Grazie Prof. Lascio il mio postazione. Allora sì, grazie. Volevo ringraziare ovviamente ancora il dottor Bosa per la Croce Rossa, ringraziare i miei assessori che sono qui oggi, gli assessori Lanzarin e Bottacin, quindi alla sanità e alla protezione civile. Ancora un grande ringraziamento alla dottoressa Russo, che lei per noi è la donna dei tamponi, degli isolamenti e di tutto il processo che si è fatto, perché onore al merito, noi siamo partiti con lei, e se oggi abbiamo 65.000 tamponi fatti e 15.500 persone isolate è dovuto al fatto che comunque la dottoressa ha curato questa regia fin dall'inizio. Ripeto, prima di passare, prima di passare tecnicamente alle domande, ricordo ancora, non vorrei creare incidenti diplomatici, sul fronte donazioni abbiamo un incremento importante. Ripeto, ringrazio oggi Enrico Moretti Polegato di Diadora e Mario Moretti Polegato di Bergeox per 1 milione di euro, che è una grande donazione. I prossimi giorni, nei prossimi punti stampa, ricorderò anche di volta in volta coloro che hanno voluto donare e aiutare questi processi, perché poi la macchina che andremo a prendere, io spero nottetempo anche con l'aereo, andremo a prendercela, ci permetterà di spingere molto di più sui tamponi, quindi grazie un po' a tutti i presenti. Infine farei così, per evitare pasticci, se avete domande per me le fate, poi io esco e poi di conseguenza chiamate il preside, il presidente, il rettore, il professor Crisanti che sono qui, o chi volete. Prego, a me le domande. Ma le domande a lei, non prima a lei prima. No, beh, io le farei più di carattere, definiamole così, politico generale, legate al... Guarda, fatele quelle a me, poi io mi alzo, cedo il posto e andiamo... Polemiche in corso in queste ore tra i sindacati e il governo sul decreto che blocca le attività produttive. La lista dei 95 categorie ammesse al lavoro, secondo lei è sufficiente, è restrittiva, si può migliorare? No, guardate, io devo essere sincero. Ad oggi abbiamo lavorato su più fronti, perché abbiamo avuto 2 videoconferenze questa mattina e quant'altro. Ho letto anch'io che c'è polemica, spero trovino un punto di equilibrio che sia il punto verso il quale tutti dobbiamo andare, nel senso che in un momento tragico come questo, cioè, non ci servono ovviamente conflitti sociali, questo è poco ma sicuro, non aiutano. Dopodiché io non sono un esperto di queste robe, dico sono al fianco delle nostre imprese, molte imprese hanno chiamato perché sono andate in difficoltà, altre vorrebbero delle deroghe. Mi sembra di aver capito che dal DPCM è delegato il prefetto, quindi cercheremo anche noi di segnalare il prefetto. Dopodiché è giusto che le parti sociali presentino le loro richieste, come del resto lo hanno fatto quando sono andate dopo l'11 marzo a fare l'accordo nazionale per tenere aperto. Prego. È sufficiente?
e non vorrei abusare della cortesia degli altri, lei conferma quindi che la sua ordinanza resta in vigore fino al 3 aprile. Supermercati. Sì, fino al 3 aprile. E non confligge in nessuna maniera con quella nazionale? No. Va bene. Abbiamo fatto una verifica. Attenzione, non è una prova muscolare, perché come vi dico noi non vogliamo fare prove muscolari. Abbiamo fatto una verifica giuridica e l'ufficio legale ci dice che resta in piedi, perché altrimenti bisognerebbe revocarla, perché ha pieno titolo di restare in piedi, perché il DPCM richiama un DPCM che prevedeva la possibilità di fare ordinanze da parte dei governatori, per cui essendo rimasto in piedi questo passaggio non è assolutamente impropria ed è assolutamente in linea. Ho visto che a Treviso c'è una macchina che dà esito del tampone in un'ora, mentre mediamente ci mette 4-6 ore. Mi hanno detto che però questa macchina prodotta in Italia arriverà anche in tutti gli hub del Veneto. Sì, è quella della Diasoni, è quella col dischetto, avrei visto, quella con gli 8. Ne arrivano 11 già oggi, verranno dedicate ai pronto soccorso in maniera tale che si fa. Non è per grande scala, ma è direttamente per il pronto soccorso. Il tampone resta, poi c'è anche il professor Crisanti, il tampone resta la grande scala. Questa è un'attività di pronto soccorso. Ha un dischetto di 8 campioni e ci mette un'ora. Invece con i tamponi, se ci sono reattivi, facciamo molto più lavoro. Sull'arrivo delle dotazioni sanitarie, respiratori, mascherine, a che punto siamo? Ma guarda, posso dire che ho visto prima un dato, lo dico, mi sa che non l'ho preso, abbiamo 13 milioni e mezzo di dispositivi in arrivo e in parte sono anche arrivati. Posso anche dirvi che abbiamo finalmente trovato delle FFP3, ne abbiamo trovati 2 milioni di pezzi ieri sera nel mondo, cioè non so da dove vengono, nel senso che so qual è l'interlocutore, però immagino che le provenienze siano sempre quelle asiatiche. E abbiamo comprato in questo periodo, abbiamo comprato in Sud America, abbiamo comprato in Europa, abbiamo comprato un po' dappertutto. Attenzione che è difficile arrivare a quantitativi come quelli che sto annunciando io adesso, punto. E quindi Presidente non sono quelle promesse del commissario Arcuri che ieri aveva assicurato che tutte le regioni oggi avrebbero ricevuto i dispositivi di protezione che gli ha trovato? Non ho contezza degli arrivi, ve lo diciamo in maniera formale, però io sto parlando di quelle che abbiamo comprato noi, che siamo riusciti a trovare. Fermo restando che debbono scaricarle, siccome ce ne sono già sparite 550.000 dalla Svizzera una settimana fa, vi dico che questo è l'ordine, carte alla mano, pagamenti fatti, dopodiché vediamo se succede qualcosa nel frattempo. Stanno arrivando anche respiratori meccanici, ho richiamato Roma perché ci sono nella fornitura Consip e mi aspetto, io ho fatto una richiesta di 200 respiratori e penso di essere quello che ha più titolo di chiedere respiratori in questo momento, visto e considerato che al momento noi non ne abbiamo avuti tanti come Consip. Non è una critica, ma vi dico che nelle forniture noi attualmente siamo a 49 respiratori arrivati. Fino a quanti tamponi si potrebbe arrivare in Veneto? 20.000? Tra un po', no? Subito. Tra un po' 20.000. Per quanto tempo? Guardi, consideri che noi già ne abbiamo 65.000 già fatti, consideri che penso che si andrà avanti finché non finisce questa tragedia, cioè, non è che anzi forse ci sarà anche il follow up post, perché questa bestia non è che la conosciamo proprio bene, cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che apriamo l'ombrellone e finita lì, cioè, è bene che restiamo sempre con la guardia mezza alzata per seguire lo sviluppo. Altro? 20.000 al giorno tra sanità. Ma 20.000 al giorno, sì, tutto il sistema Veneto potrebbe arrivare a regime con macchine che funzionano con reattive, arriviamo però fra 20.000? Fra 2 o 3 settimane sì. Un'altra domanda, perché l'espressione più tamponi uguale meno terapie intensive, quindi meno ospedalizzazione? C'è un grafico, ci sono delle proiezioni per capire? C'è un sacco di roba a disposizione, però guardate, ce n'è una molto banale on the road. Un positivo asintomatico contagia da 10 persone,
10 persone positive asintomatiche ne contagiano a loro volta 10 persone a test. Capite che l'andamento è esponenziale e una terapia intensiva prima o poi verrà occupata da qualcuno che non è stato intercettato. Ecco, rispetto anche alla modalità, qualche giorno fa lei aveva dato una scaletta di priorità rispetto alle categorie che prima dovranno essere tamponate, tra virgolette. Sono rispettate. Quindi rimane quella tabella per cui prima tutti il mondo della sanità, le case di riposo e poi a seguire. Ovviamente il professor Crisanti poi curerà particolarmente anche la parte, diciamo, on the road di test a campione. Quando partiranno appunto questi test a campione con gente che viene fermata per strada, che dovranno normalmente? Partiranno quando riuscirà a mettere in piedi, ecco. Ci sono le priorità, no? Direi prima gli anziani, prima i vulnerabili, poi gli esposti e poi la popolazione. Posso dire una cosa, cioè un discorso far vedere, parlo di qualche video straniero, far vedere qualcuno in camice che infilza a un guidatore lo stecchino nel naso, un discorso è fare il lavoro che abbiamo fatto noi. Perché se volete l'immagine che infiliamo lo stecchino nel naso a qualcuno, andiamo sul parcheggio e ve la facciamo vedere subito, ma noi stiamo facendo roba molto più seria. È una questione di priorità sociale, no? È chiaro, prima i vulnerabili, poi gli esposti e poi finalmente campionare la popolazione. Le ultime domande poi vi lascio loro. Stiamo parlando di salute, chiedo, è necessario tenere i tabaccai aperti? Sono molto preoccupati, la categoria è veramente a rischio e si chiedono il da farsi, e se parliamo appunto di salute io penso che potrebbe essere un'occasione per magari provare a smettere. Sì, ma guarda, cioè, penso che sia che qui dentro se facessimo un referendum tutti la pensano nella stessa maniera. Poi non so quali siano state le logiche, affronteremo anche questo tema, ma vi ricordo che noi stiamo sempre parlando di un dispositivo nazionale, quindi di un DPCM e non di un'ordinanza regionale. Altro? Ho la lamentele che il professor Crisanti non si sente bene. Lei non potrebbe un attimo evitare... Faccio di parlare più forte. Grazie, molto gentile. Poi lascio la postazione al professor Crisanti, se non ci sono più domande per me lascio la postazione. Gliela lascio, prof. No, si metta qui. Meglio, si metta qui. Io vado fuori. Ci vediamo dopo. Saluti, governatore. No, ragazzi. Comportatevi bene. Proviamo. Domande per il professor Crisanti, se no io provvedo con sono diversi. Oh mamma mia. Ho una domanda dalla trasmissione Petrolio, cui lei tra l'altro ha partecipato. Come funziona la sorveglianza attiva? Lo abbiamo visto in un reportage in Corea del Sud. Anche qui funzionerebbe nello stesso modo? Guardi, ci sono diversi metodi di sorveglianza attiva. Chiaramente la sorveglianza attiva effettuata in Corea del Sud è anche sostenuta da strumenti informatici che noi non abbiamo. Quindi è chiaro che non useremo gli strumenti informatici della tracciabilità di mobilità delle persone, anche perché qui non si può muovere nessuno. Quindi noi assumiamo che le persone obbediscono alle ordinanze e se ne stanno a casa. Quindi la nostra tracciabilità, faccio un esempio, supponiamo che una persona si sente male, telefona all'ufficiale sanitario e dice che pensa di avere l'infezione da virus, il professor Meridiano manderà la sua squadra, farà il prelievo alle persone che stanno lì intorno, agli amici, ai parenti, e se sta in un edificio lo faremo a tutto l'edificio. Con questa è sorveglianza attiva. Se sta in una casetta cercheremo di vedere 4-5 casette intorno per fare appunto per quei cerchi allargati che sono famiglia, amici e vicinato. Questa è sorveglianza attiva, sono 3 cerchi concentrici che devono essere via via coperti. Quanti tamponi pensate di fare quotidianamente e se possono essere esaminati estendendo l'analisi anche ai laboratori privati? Guardi, io non sono nelle condizioni di commentare sui laboratori privati, le dico quello che facciamo noi. Noi in questo momento siamo a 2.000-2.200 tamponi al giorno, contiamo per la fine della settimana di arrivare a 4.000, contiamo appena arriva quest'altra macchina di raddoppiare ulteriormente. Questo sforzo sarà seguito da tutti i laboratori del Veneto, che verranno coordinati da una struttura a parte, che riceveranno via via macchinari, cioè deve essere una cosa organizzata. Qui non è che uno può iniziare a fare io ne faccio 100, io ne faccio 200, ci deve essere un coordinamento, questo coordinamento sta per essere messo in piedi, quindi i vari macchinari verranno allocati ai vari laboratori e gli si chiederà di raggiungere una certa quota. Professore, scusi, il Veneto ha 5.500 ricoverati in ospedale, 15.000 pazienti in isolamento domiciliare
spiegare, le vittime sono 192, pari al 3,5% sul totale dei ricoveri, una cosa che lei ha già spiegato nei dettagli in un'intervista su una rivista scientifica qualche giorno fa. La Lombardia, dati di ieri sera, quindi non esattamente omogenei, 17.400 contagi, 3.100 decessi, quindi siamo sull'ordine del 17-18%. Allora lei ci può spiegare questa grandissima anomalia che è la causa, a mio modesto parere e a nostro parere, di questo blocco economico che sta mettendo in ginocchio l'Italia, proprio perché il sistema sanitario lombardo non ha retto il confronto? È perché non hanno le sufficienti terapie intensive e sono state, come dire, in gran parte assegnate. Guardi, io penso che sia una cosa molto complessa, però io vorrei capire come va il bene. Guardi, adesso glielo spiego, va bene? E in queste situazioni noi possiamo contare su questa situazione di fortuna e Lombardia invece. Guardi, adesso lo spiego, i morti, cioè la percentuale di decessi del Veneto è leggermente più alta della Cina, ma comprensibile sulla base della differente età media degli italiani, quindi il fatto che in Veneto abbiamo il 3%, 2,8 rispetto al 2,2 della Cina, diciamo, è una cosa che normalizzata per l'età sono sicuro che più o meno è uguale. Il problema dei morti nella Lombardia e nel resto d'Italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi. All'appello mancano 250.000 casi di infezione che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte dal punto di vista matematico a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa e gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quei 56.000, non è il numero giusto. È stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime. Questa è la verità. Allora, sicuro, perlomeno. Per cui è ingiusto accusare il servizio sanitario della Lombardia, che è stato inondato da questi numeri. Guardi, i numeri stavano a Vo, nel 20 febbraio c'erano il 3% di infetti. Se uno a un certo punto assume, ma le altre regioni d'Italia che erano state zone rosse, quanti infetti ci avevano? Questi numeri non è che li devo io, ne li devo pubblicare, perché l'ha pubblicati la Protezione Civile. Se lei fa il numero 3% con un R0, lo stimo basso del 2, i calcoli si fanno presto, si arriva a proporzioni del 20-25% di infetti ad oggi. I numeri stavano a Vo. Quindi non è che Vo è uno studio, che è uno studio. Vo, i dati sono stati pubblicati, stavano sotto gli occhi di tutti, guardi. Scusi, per capirci, lei dice la differenza tra Veneto e Lombardia sta nel fatto che in Veneto si è subito provveduto a chiudere l'area di Vo. L'area di Vo, ma anche altre, noi abbiamo fatto tamponi a tutti. Quindi abbiamo sicuramente limitato, guardi, il Veneto è il risultato di due cose. Primo, i numeri del Veneto sono i più reali di tutta Italia, perché lei lo vede dalla percentuale dei morti rispetto al totale. E poi in Veneto sistematicamente dall'inizio noi abbiamo fatto tamponi a tutti in collaborazione con le strutture epidemiologiche del territorio. Quindi quei 40.000 tamponi hanno avuto un impatto gigantesco sul numero dei ricoverati e sul numero dei morti. Mentre in Lombardia non si sono create le zone rosse, per esempio nel Bergamasco. Quella è stata un'autentica follia. Che vuole che vi dica? Forse non ho capito, il 20-25% della popolazione italiana in questo momento? No, io ho detto nelle zone rosse, non fraintendetemi. Io ho detto che se vogliamo rimettere a posto i numeri e diamo per fissa la mortalità, che il virus del Veneto è uguale al virus della Lombardia e di altre regioni d'Italia, mancano appello perlomeno 250.000 sintomatici e un altri 200.000 sintomatici. Solo così i numeri vengono a posto. Cioè 250.000 in Italia? Sì, in tutta Italia, ma la maggior parte veramente è stata in Lombardia. Posso chiedere come funziona la sperimentazione proprio tecnicamente? Ci sono 6 farmaci, incuriosisce capire un po'. Guardi, lei fa la domanda alla persona sbagliata, perché io faccio il microbiologo, non faccio solo il infettivologo. Devi andare con ordine ora. Intanto teniamo un primo giro di domande qua, poi passiamo ai quotidiani, poi come nei giorni scorsi con ordine, facciamo anche i colleghi che dicono una seconda rapida di domande.
la questione è legata alle cassiere. Ora, certo. Quanti ne farete e come avverrà? No, guardi, non è random, è una questione di priorità. Come l'ho detto prima, nelle categorie specifiche partiremo dalle case di cura, perché noi partiamo dai più vulnerabili. Dopodiché, sempre a scalare, verificheremo con le autorità della regione quali sono. Questa poi è anche una scelta politica, chiaramente non è che la posso fare io, no? È chiaro, la regione ci dirà, per noi le categorie che vanno identificate sono queste in ordine di preferenza. C'è un documento, collega, che abbiamo dato nei giorni scorsi, che vedremo alla fine, che indica proprio tutte le categorie di priorità. Non si andrà nel supermercato, verranno richiamati. Guardi, dipende chiaramente dalle situazioni e dalla logistica. Magari il professor Merigliano, se vuole commentare su questa cosa, che forse magari così. Andiamo a domanda al professor Crisanti, per cortesia, e poi passiamo al dottor Merigliano e al professor Granfarini. Una domanda, c'è ancora qualcuno che crede che Arbidol, il farmaco proveniente dalla Russia, sia ancora efficace? Possiamo dire qualcosa riguardo eventualmente la differenza con l'Avigan giapponese? No, l'ho detto, è una domanda alla persona sbagliata, perché io non faccio l'infettivologo, quindi non somministro terapie. C'è anche il dottor Mantoan dell'AIFA, che dopo ci racconterà gli aspetti dei farmaci. Andiamo avanti con gli aspetti epidemiologico e tamponi. Se no Bergamo, professore, lei ha detto che quindi purtroppo è stato un clamoroso errore non bloccare, non fare un cluster per isolare. Senta, guardi, io penso che no, senza far polemiche, io penso che dal punto di vista epidemiologico, senza far polemiche, la procedura corretta sarebbe stata bloccare le zone rosse all'inizio, 25 giorni fa, tutti fermi, che nessuno si muova, né fabbriche né negozi né tutto, si fanno i tamponi e si vede qual è la prevalenza dell'infezione e poi si prendono decisioni informate per bloccare. Io avrei fatto questo, perché le epidemie, come ho detto, sono ospedali, quarantena e sorveglianza attiva, cioè non ci sta un'altra ricetta, ecco. Allora adesso un attimo ai colleghi presenti, diamo un po' spazio ai quotidiani che mi chiedono cose. La collega Nicolussi Moro, arrivo subito, mi chiede, sempre sui farmaci, non saprei chi può rispondere, io direi di far rispondere alla fine al dottor Mantoan. La collega Vanzani mi chiede invece quanto costerà l'operazione, chi paga, e direi che può rispondere l'assessore Lanzarini per la regione. Prego, se vuoi accendere il microfono un attimo. Sì, scusa, questo. No, là. Pensavo si sentisse lo stesso. Allora, intanto allora, il progetto che è stato presentato è un progetto che va in parallelo a quanto già fanno i dipartimenti di prevenzione, i 9 dipartimenti di prevenzione che noi abbiamo in ogni azienda sanitaria, che sono composti poi da diverse figure professionali e sono oggi 714 persone che sono impegnate all'interno dei dipartimenti di igiene e sanità pubblica, che voi sapete hanno già iniziato a allargare le persone a cui oggi noi facciamo il tampone, perché oggi noi abbiamo scritto con le direttive appunto che sono state emanate dalla dottoressa Russo, che coordina tutti i dipartimenti, che non facciamo i tamponi solo ai contatti stretti o ai contatti lavorativi, ma anche ai contatti occasionali, e quindi, come si diceva prima, andiamo per cerchi concentrici. Abbiamo inserito poi anche il discorso del personale sanitario, del personale delle strutture per anziani, dei farmacisti, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. L'università, quindi l'Università di Padova, con il professor Crisanti, collabora con noi e quindi farà una fetta di questi, adesso individuiamo quale fetta appunto di queste categorie, che poi può essere allargata. Abbiamo detto che la categoria che secondo noi è prioritaria in questo momento è la categoria delle strutture per non autosufficienti, le case di riposo, dove abbiamo già iniziato, ma siccome sappiamo che si tratta di 360 case di riposo in Regione Veneto, con 30.000 posti letto più tutti gli operatori, voi capite che stiamo parlando di una mole di persone importanti. Dopodiché si procederà quindi, sempre in accordo con
l'Università di Padova, il professor Crisanti, rispetto a quelle che sono le altre filiere, che possono essere le cassiere dei supermercati, le forze dell'ordine, oppure altre categorie che noi riteniamo opportune. Sull'aspetto economico, la Regione si fa carico e si sta facendo carico dell'acquisto di tutto il materiale e le attrezzature necessarie, dopodiché ci saranno appunto dei rapporti che verranno poi diciamo così definiti rispetto ad altre prestazioni, però i macchinari quindi fanno parte già del bilancio che come Regione, come azienda zero stiamo acquistando, quindi non c'è diciamo un quid economico rispetto a un progetto, ma eventualmente dei costi che ne usciranno alla fine. Spero di essere stata chiara, di aver risposto. Approfitto della presenza sua per un'altra domanda del collega Tomasini di dire. Sì, no, volevo anche dire, cioè ricordiamolo, le 714 persone che vi ho citato che fanno parte dei 9 dipartimenti di prevenzione della Regione Veneto, uno per ogni singola azienda, sono quelli che vanno fuori, fanno il tampone, ma sono anche quelli che poi fanno il controllo e quindi l'isolamento fiduciario con le telefonate di controllo e che fanno anche poi tutta la parte di indagine epidemiologica, quindi completano la filiera. Così ci siamo forse ben capiti rispetto al procedimento. A chi fa cosa? Sì. Considerando, dice il collega Tomasini, di dire l'inevitabile sovraccarico delle strutture, quanto tempo richiede l'analisi di un tampone? Perché dice il collega in alcuni casi si è verificato un certo ritardo nella consegna dell'esito del test. Abbiamo avuto dei ritardi, lo può confermare credo anche il professor Crisanti, perché Padova, chiaramente che ricordiamo era il primo e unico centro previsto in Regione Veneta per l'effettuazione dei tamponi, ha diciamo così accumulato tutta una serie di tamponi da processare. Oggi insomma con laboratorio che è H24, con l'università che ha messo a disposizione anche gli altri laboratori, crediamo insomma di riuscire a smaltire in tempi più brevi rispetto appunto alla processazione dei tamponi. L'ultima domanda della collega Giaconza, ne fate tre ma due avevamo in realtà già risposto. La carenza di materiali e di reagenti, l'hanno già chiesto ma anche prima, non rischia di rallentare tutta l'operazione? Allora, oggi con i macchinari che citava il Presidente Zaia che stiamo acquistando, abbiamo cercato di fare il proprio, quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative rispetto alla carenza di reagenti e carenza di materiali. Quindi insomma rispetto a questa situazione che si sta verificando abbiamo messo in piedi delle procedure che ci permettono di arrivare, come diceva il professor Crisanti, da qua a 3 settimane ai 20.000 circa tamponi. Le ultime due domande per l'assessore Danilo Berretta. Il sindaco di Merlara ha chiesto al prefetto di inviare personale militare perché sono al collasso nella casa di riposo con 11 morti, tutti pazienti positivi e anche metà del personale. Su questo io vi ho già detto che siamo in costante contatto con la casa di Merlara e con le altre strutture per anziani che stanno vivendo dei drammi simili. Abbiamo anche cercato di recuperare personale che oggi poteva entrare e andare quindi ad aiutare queste strutture, però bisogna anche dire che un certo personale si è rifiutato di andare, nella libera scelta si è rifiutato di andare all'interno di una struttura di questo tipo. Vedo che c'è la Croce Rossa, mi hanno appena avvisato che tipo di una struttura del Bassanese da oggi in supporto entra la Croce Rossa proprio per aiutare una struttura per anziani che ha lo stesso problema di Merlara. Quindi noi stiamo cercando come Regione di fare da tramite e quindi con la cooperazione sociale, con il mondo del volontariato per incrociare le richieste e le domande e cercare di trovare delle soluzioni. Tornerebbe il professor Crisanti, ne avrei un'altra piccola sequenza di domande per lei. Mi scusi, vi costringiamo a questo tour de force. un po' di movimento fa bene. Professor Crisanti, il collega Pietrovelli del Fatto Quotidiano chiede, vabbè questo più o meno abbiamo già risposto, ci sono tamponi sufficienti per fare quanto promesso, visto che arriva col contraggosto, e quello mi pare che abbiamo già più o meno dato una risposta. Sì, è chiaro che ci stiamo procurando tutti quanti i reagenti. Noi abbiamo adesso
Prevedendo questa operazione abbiamo materiale per circa 200.000 tamponi. È chiaro che via via ne acquisteremo altri. L'aumento dei positivi scoperti è quindi una buona notizia. Certo, significa che stiamo andando nella direzione giusta. Come ho detto, ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni, se questa operazione funziona, più positivi e meno ricoveri e meno persone in rianimazione. L'ultima domanda: siccome l'evoluzione non è più nei valori assoluti ma nel rapporto o differenza, qual è il trend del Veneto dal 21 febbraio sino ad oggi? Sicuramente il trend del Veneto, poi basta vedere anche le tabelle della protezione civile. C'è stato, sebbene il Veneto sia partito uguale in anticipo anche ad altre regioni, via via il Veneto è sempre aumentato molto più lentamente, chiaramente, e questo è dovuto al fatto che abbiamo scoperto molte più persone prima che trasmettessero ad altre, fondamentalmente. Questo è chiaramente non è ancora sufficiente, perché io quello che vorrei vedere a questo punto come metrica dell'effetto dei tamponi è incominciare a vedere che i ricoveri, il numero dei ricoverati rimane costante, che il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane costante, mentre il numero di positivi aumenta. Questo significa che stiamo facendo bene. L'ultima domanda: ha un senso un piano di sorveglianza su base sicuramente regionale? Senta, qui siamo entrati in una situazione in cui c'era una confusione totale. Io penso che sicuramente non è importante, però sicuramente è importante dimostrare che combinando la quarantena e la distanza sociale con la sorveglianza attiva si riesce a controllare l'epidemia, perché forse a quel punto questo esperimento positivo potrà essere portato in altre situazioni. Bene, io ho una domanda per il dottor Mantoa, che se n'è andato, quindi adesso lascerei la parola ancora, un attimo collega, un secondo, lascerei la parola adesso a voi, quindi bene. C'è qualcuno che può soddisfare la mia richiesta sui dettagli della sperimentazione gentilmente? Ma quali dettagli? Come funzionerà? Ci sono sei farmaci? No, sui farmaci no, non perché lo so che è scappato. Sì, adesso lo chiamiamo. Grazie. Io volevo capire sulla questione che i positivi devono aumentare mentre i ricoverati restare costanti. Che cosa permetterebbe di far sì che i positivi non diventino ricoverati? Ma guardi, è una questione di probabilità, è chiaro, è una questione di matematica. Più gente lei individua positiva, meno questi trasmettono, quindi meno la probabilità che qualcuno si ammali. Ha capito? Posso spiegarglielo? Allora, il positivo è un potenziale contagiatore. Il positivo è un contagiatore inconsapevole. Se io identifico i positivi ho meno diffusione del contagio. Siccome uno dei numeri conseguenti alla diffusione del contagio sono quanti poi arrivano in ospedale, se io riesco ad avere un numero maggiore di positivi oggi, e soprattutto quelli che ci interessano in questo momento sono i positivi sconosciuti in grado di trasmettere il contagio, questi positivi non mi aumentano la diffusione reale e quindi non mi aumentano quella frazione della diffusione reale che andrà in ospedale. Hai capito? Cioè, no, perché l'aggravarsi di una malattia non è controllabile comunque. No, quello rappresenta, lei si immagina una piramide. In una malattia che ha una varietà di sintomatologia così ampia, dall'asintomatico al paucisintomatico all'ospedalizzato lieve, ospedalizzato grave, ospedalizzato in terapia intensiva, ed è esattamente una piramide. Piramide che, se io non interrompo, ha una crescita esponenziale, che vuol dire che aumenta tutto, la piramide diventa sempre più grande, diventa sempre più grande la base, sempre più grande, e via e via e via. Se io riesco ad asciugare questa piramide perché riduco la trasmissione effettiva, io all'inizio apparentemente ne ho di più. Perché? Perché ho visto la base della piramide, che è molto larga, che è quello che diceva il professor Crisanti. Io in un certo momento paradossalmente vedo tanti positivi. Perché vedo tanti positivi? C'erano i positivi, ma prima non li vedevo. Però impedisco che la piramide continui a crescere, e se la piramide continua a crescere, anche la parte più preoccupante, che ovviamente è la punta della piramide, cresce. Se io blocco
Questo perché dal riconoscimento deve poi venire l'isolamento. Li ho isolati, quindi blocco il... fantastico, per questo sei rettore. Segno patologia generale, segno queste cose agli studenti. Bene colleghi, grazie. Il professor Crisanti resta a disposizione a distanza delle telecamere. Scusate, banalmente ha un nome questo progetto, cioè l'avete battezzato con un nome in particolare? Assessore. Adesso diamo Covid-19 piano di urgente di sanità pubblica. Covid-19 piano di sanità pubblica. Professore Su, se volete venire qua a breve distanza. Allora, questa è la delibera che istituisce il progetto, l'andamento dell'isolamento dei soggetti, questo è il piano delle teorie che lo prendete da soli. No, ma loro hanno il allegato, non hanno la parte, quello lì lo sistemiamo. Avete dunque sentito, si è appena conclusa la lunga conferenza stampa del governatore Zaia insieme ai medici dell'unità ospedaliera di Padova. È stato fatto il punto sulla situazione in Veneto e soprattutto è stato spiegato nel dettaglio come si procederà con questo piano emergenza Covid-19, interventi urgenti di sanità pubblica, quindi come si procederà con i tamponi per quelle categorie più a rischio, quindi iniziando dagli ospedalieri per poi passare ai medici di base e poi puntando soprattutto alla categoria più debole, che è quella degli anziani nelle strutture, nelle case di riposo del Veneto. Una parola, una frase che penso racchiuda tutto quello che è il lavoro. L'ha detta il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Nei prossimi giorni dovremo aspettarci, da quello che è il bollettino giornaliero che noi vediamo puntualmente da parte della Regione, dovremo vedere un aumento del numero dei casi positivi, che vuol dire una diminuzione di chi si ammala in modo grave, quindi di una diminuzione di chi richiede, di quei casi che richiedono il ricovero in ospedale, e quindi una diminuzione dei ricoverati nelle terapie intensive, quindi aumento dei positivi e diminuzione di chi finisce in ospedale e in terapia intensiva. Questo fino a quando, ha spiegato il professor Crisanti, si avrà poi una flessione in cui diminuiscono tutti questi numeri. Significa, ha specificato proprio adesso il professor Crisanti, che stiamo andando nella direzione giusta. Perché è importante identificare quei casi positivi asintomatici o con sintomi molto lievi. Ha parlato di cifre, 250.000 casi che mancano all'appello, quindi i numeri, dice, che noi abbiamo non sono numeri. Sentiamo un attimo, ricolleghiamoci. Intensive e meno ospedalizzazione, allora come procederemo? Come abbiamo già detto, noi procederemo per cerchi concentrici, nel senso che andremo a casa delle persone che accusano la sintomatologia, faremo il tampone ai parenti, agli amici, quindi il primo cerchio, e ai vicini come secondo e terzo cerchio, a secondo come noi ci allarghiamo, chiaramente, perché se stiamo tutti in quarantena l'infezione se la sorpresa in quell'ambito. Quindi più infezioni prendiamo, meno c'è trasmissione, meno ci sono persone ospedalizzate e meno ci sono persone in terapia intensiva. Ecco, si è parlato sempre del modello cinese, il modello coreano, questo è il modello veneto. Guardi, questo è il modello che si fa in tutte le epidemie. In tutte le epidemie, come ho detto, si combatte su tre fronti: sul fronte dell'ospedalizzazione, sul fronte della quarantena e quindi la distanza sociale, e sul fronte della sorveglianza attiva. Non è che ci stiamo inventando nulla, stiamo semplicemente facendo quello che bisognerebbe fare. Con quale priorità, professore? Con quale priorità? I tamponi? Di tamponi, sì. Ma noi abbiamo detto che prima di tutto faremo i tamponi alle comunità vulnerabili, quindi abbiamo detto faremo i tamponi alle persone che stanno nelle case di cura, e perché lo sappiamo perfettamente, specialmente quelli per anziani, sappiamo che hanno una mortalità e una morbidità elevatissima. Dopodiché lo faremo su chiamata a domicilio di persone che stanno male, perché ci interessa eliminare il contesto, quindi ripulire esattamente come abbiamo fatto a Po', e poi chiaramente a tutte le persone esposte a contagio, quindi persone che hanno a che fare col pubblico, cassiere, farmacisti, poliziotti e dipendenti pubblici che hanno a che fare con
postini e medici di base. Non dimentichiamo che i medici di base sono stati massacrati da questa epidemia. Ecco, noi vogliamo proteggere queste persone qui. Obiettivo quanti tamponi? Allora, come abbiamo detto, la Regione ci ha chiesto inizialmente a tutte le microbiologie del Veneto di passare a arrivare a 10.000 tamponi al giorno. Ovviamente questo è un obiettivo ambizioso, probabilmente lo riusciremo a raggiungere in un paio di settimane, dopodiché l'obiettivo è quello di ancora di raddoppiare e che noi speriamo di arrivare probabilmente verso la fine del mese prossimo a 20.000 tamponi. Ecco, però in questo momento ci sono difficoltà di carattere organizzativo, ma anche difficoltà di reperire la strumentazione, perché c'è una corsa in tutta Europa e in tutto il mondo per reperire il macchinario e i reagenti per fare questi tamponi, quindi diciamo è una corsa contro il tempo, sia di carattere più che altro logistico e di capacità fondamentalmente. Bene ragazzi. Professore, posso chiedere, anche i tirocinanti in prima linea, in che modo? Guardi, questa non è una... Fa parte di tutta quella chiamata alle armi dell'università che ha fatto il magnifico rettore, per cui abbiamo, come ci sono già tutti gli specializzandi, come ci sono gli infermieri delle professioni sanitarie che hanno lavorato in tutti gli ospedali e anche nel tirocinio, così i tirocinanti per gli esami di Stato, invece che andare sui medici di medicina generale, supportano i servizi territoriali, sempre medicina di base, quindi vedono, se volete, la medicina dal punto di vista della medicina pubblica invece che la medicina domiciliare. Rettore Ricciuto, anche all'interno dell'università, insomma, molte persone che si occupano di altro hanno deciso di mettersi a disposizione. Come? Ma guardi, questo è veramente un impegno collettivo di tutti gli italiani per quello che possono fare. Noi siamo cittadini e quindi rispondiamo come cittadini, ma siamo anche scienziati e quindi chi ha competenze di scienziato si mette a disposizione perché partecipa a questo grande sforzo che è uno sforzo di identificazione molecolare, alla quale quindi le competenze magari prima impiegate su altre cose adesso possono essere messe a frutto perché questa sorveglianza attiva sia estremamente efficace. Ha definito il più grande shock dopo la guerra mondiale? Mi pare abbastanza chiaro. Se pensiamo all'emergenza per la vita che viene percepita da tutti, credo che parlando a un bambino, parlando a ognuno di noi si rende conto che per la prima volta noi avvertiamo incombente questa grande preoccupazione. E poi se ci pensiamo ci sta cambiando il nostro modo di vivere, sta cambiando il nostro modo di interagire, non solo perché siamo chiusi in casa. Io credo che noi usciremo da questa emergenza, speriamo nel più breve tempo possibile, con una società che sarà completamente cambiata. Ragazzi, una scientifica internazionale è stata volta in contropiede al professor Rizzuto, com'è possibile che... Ma io credo che per il fatto che è avvenuta in un paese comunque percepito distante, molto diverso da noi, non è stato colto la potenza di questo virus, non è stato colto come si potesse diffondere così rapidamente. Per cui è arrivato in Italia e noi, se ci pensate, è passato un mese. Se noi oggi siamo un paese in emergenza, un paese che ha avuto già 5.000 morti nel giro di un mese, e questo è successo nel giro di un mese nel quale però, lasciatemi dire, l'Italia si è mossa bene. Io credo che se noi abbiamo l'abitudine di criticarci tra di noi, criticarci come sistema, ma se pensiamo alla risposta che hanno dato i cittadini, la risposta che ha dato il sistema sanitario, la risposta che ha dato l'intera società, io credo che noi siamo purtroppo diventati un modello. Il mondo occidentale, come ha detto, è stato colto di sorpresa, e se nel resto d'Europa l'impatto sarà, e glielo auguriamo, meno grave che da noi, credo perché stanno imparando non solo quello che è successo da noi, ma quanto bene abbiamo risposto. Marazzini ha dato l'allarme in ritardo secondo lei, oppure c'è stata una sottovalutazione generale proprio perché nessuno poteva capire gli effetti devastanti di quell'infezione polmonare che del tutto nuova nella sua prospettiva medica? Ma in verità io penso che loro, come tutti noi, hanno faticato a comprendere che non è una ma era una malattia gravissima con una capacità di diffusione enorme.
quando l'hanno fatto hanno reagito con grande efficacia, bisogna dire, perché se guardiamo un paese da 1,5 miliardi, alla fine sono riusciti a contenere l'infezione sostanzialmente a una regione con una tempistica di eliminazione che è stata di un paio di mesi, quindi io credo che certamente sono stati, penso, colti di sorpresa anche loro, hanno faticato a identificare che cos'era veramente, ma poi i dati li abbiamo avuti davanti tutti, cioè non è che noi non abbiamo visto quello che è successo in Cina, credo che tutto il mondo, come ha detto, tutta la comunità scientifica, tutte le istituzioni hanno anche comprensibilmente faticato a capire che questa non era una malattia, ma era la più grande pandemia a cui noi abbiamo assistito. 6.100 medici che hanno dato 7.800 medici che hanno dato la loro disponibilità a intervenire in caso di zone che saremo. Lei ritiene che da parte universitaria ci sia questa esigenza oppure ce la faremo da soli? Ma guardi, quando sono venuti i cinesi, questa delegazione di alto livello cinese, che come sapete ha visitato Padova, Milano e Firenze, 3 delegazioni indipendenti, identificando, come è stato detto prima, la risposta che ha saputo dare il sistema complessivo veneto come una risposta molto efficace e molto ben organizzata. Beh, a loro io ho detto quello di cui sono convinto, che questo Paese ha una generosità e una capacità di rispondere alle situazioni estremamente difficili che è straordinaria. E quindi io non sono stupito del fatto che i nostri tirocinanti, che i medici in pensione, come abbiamo detto, abbiano risposto, perché questo fa parte della capacità degli italiani di unirsi e di rispondere in maniera generosa alle emergenze che il Paese affronta. Questo è un grande patrimonio, perché altrimenti il sistema faticherebbe a reggere se non avesse in una situazione del tutto eccezionale l'assistenza di nuove persone, cioè di persone che non fanno parte dell'ordinario funzionamento. Io credo che questo va raccolto, va utilizzato perché è un grande strumento di difesa. È chiaro che in un sistema ordinato, e questo è il grande valore del nostro sistema sanitario unitario, che si possono avere anche persone con minore esperienza che però vengono inserite, ognuno dà il proprio contributo, ognuno fa la sua parte e l'insieme di queste parti alla fine ci permette di rispondere. Avete sentito le domande dei colleghi al professor Rizzuto, al professor Crisanti, per un po' tirare le fila di quanto detto in conferenza stampa. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con questa edizione straordinaria tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Abbiamo ascoltato la lunga conferenza stampa del governatore Zaia e poi dei medici, degli esperti dell'Università dell'azienda ospedaliera di Padova con il rettore dell'Università di Padova, che hanno spiegato nei dettagli come procederanno con il piano emergenza Covid-19, interventi urgenti di sanità pubblica. Tra poco ci collegheremo con la collega Ilaria Marchiori, che è nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera, per fare un riassunto di quello che sarà questo piano, di come si procederà nei prossimi giorni. Le categorie le abbiamo sentite ben definite, dove si andrà ad agire con una massima priorità. Il governatore Zaia ha affrontato diversi punti, ha parlato con il modo che ormai è adottato da diversi giorni, quello dei casi, dei numeri a caratteri cubitali su dei cartelli, per far capire come siamo ancora nel pieno dell'emergenza. 1487 i letti al momento occupati da paziente Covid, che corrisponde, detto Zaia, a 2 ospedali di provincia completamente dedicati all'emergenza.
Ha parlato dei tamponi, al momento 64.000 quelli effettuati in Veneto, ha ringraziato ancora i veneti per il loro senso di responsabilità, per il senso di comunità che hanno dimostrato in questi giorni, rispettando quelle che sono le misure dell'ordinanza della Regione Veneto, ordinanza che resta in vigore. Lo ha spiegato il governatore, viene mantenuta l'ordinanza regionale, quindi 200 metri entro il quale spostarsi per quelle che sono le passeggiate, gli allenamenti, le passeggiate o le corse sportive, per portare fuori i propri animali da compagnia, e poi supermercati che quindi restano chiusi ancora la domenica. Questa ordinanza regionale in vigore fino al 3 di aprile, ha detto, abbiamo fatto una verifica giuridica, resta quella regionale perché il DPCM firmato ieri sera richiama un altro DPCM che prevedeva appunto che le regioni potessero emettere delle ordinanze regionali, e quindi resta in vigore. Ha poi parlato delle donazioni che continuano con un importante incremento, ha parlato dopo il caso di Ennio Doris, dopo il caso della famiglia Zoppas, oggi ha parlato della famiglia Polegato, Mario Moretti Polegato e del figlio Enrico Moretti Polegato, che hanno donato 1 milione di euro alle casse della regione per far fronte all'emergenza sanitaria, soldi che quindi andranno negli ospedali, negli approvvigionamenti, tutto quello che necessita per curare i pazienti. Non abbassiamo la guardia, è il monito che Zaia ha rivolto ai veneti, anche se la situazione, insomma, c'è qualche debolissimo spiraglio di luce, ma non abbassiamo la guardia in questo momento, teniamo duro, continuiamo a rispettare le misure, restiamo in casa, perché questo è fondamentale, perché ha detto chi può agire in questo momento, chi può davvero fare la differenza, oltre che i medici negli ospedali, con questo nuovo sistema dei tamponi, sono i cittadini. La cura siamo noi con i nostri comportamenti, quindi chiede ancora sacrifici ai veneti. E poi ha parlato, lo avevamo annunciato, di una sperimentazione dei farmaci, ha parlato di una sperimentazione che riguarda 6 farmaci da usare o da soli o in modo associato. Siamo pronti, ha detto, ma siamo rispettosi della legge, e quindi aspettiamo la delibera dell'Agenzia Italiana del Farmaco per poter procedere, perché ha detto la sperimentazione in questo momento è fondamentale, e ha rivolto un appello alla comunità scientifica ad essere più liberale da questo punto di vista. E ancora 11 macchine, l'aveva detto sabato, e sono arrivate 11 macchinari per i pronto soccorsi per un'analisi rapida dei tamponi, e ancora 13 milioni e mezzo di dispositivi in arrivo, e ha detto siamo riusciti finalmente a trovare anche i dispositivi FFP3, 2 milioni di pezzi li abbiamo trovati ieri sera, e poi ancora sono in arrivo dei respiratori meccanici, quelli richiesti alla Consip, e ne abbiamo chiesti 200, aspettiamo di averli, come le mascherine, i dispositivi FFP3, appunto 2 milioni sono stati trovati ieri sera, però Zaia ha detto con cautela, aspettiamo che ci vengano consegnati dopo l'amara esperienza delle mascherine scomparse al confine, e mai già pagate in parte, mai arrivate in Veneto. Vedo in collegamento fuori dalla sede della Protezione Civile Ilaria Marchiori per fare un po' un riassunto di quello che è il piano presentato dall'azienda ospedaliera di Padova e dall'Università di Padova. A te la linea, Ilaria. Sì, eccoci qui. Allora, proprio appena terminata la conferenza, il punto stampa quotidiano con il governatore Zaia, che oggi è stato particolarmente intenso e importante perché è stato presentato questo piano di emergenza di sanità pubblica Covid-19, così è stato denominato questo piano. È stato presentato, abbiamo visto, alla presenza del professor Crisanti, del rettore dell'Università di Padova, del direttore della Scuola di Medicina Generale, poi il governatore Zaia, ancora l'assessore alla sanità Lanzarin, l'assessore alla protezione civile Bottacin, e poi la presenza della Croce Rossa e della dottoressa, che il governatore Zaia ha definito, insomma, una vera importanza, una presenza molto importante per quanto riguarda lo svolgimento dei tamponi, perché si è adoperata da subito, da quando è iniziata l'emergenza,
conseguenza e dunque anche tutti i tamponi e poi gli studi successivi. Quello che è importante, vorrei sottolineare quanto ha detto il professor Crisanti, ovvero lo scopo di questo piano tamponi. Trovare più persone positive in assoluto, perché? Perché poi queste persone vengono isolate e così poi anche le persone che orbitano intorno a loro, quindi familiari, vicini di casa, eventuali colleghi di lavoro, questo cosa porterà? A una diminuzione dei ricoveri e quindi conseguentemente una diminuzione di persone in terapia intensiva. Questo è fondamentalmente uno schema importantissimo che il professor Crisanti ha voluto sottolineare. Più positivi si trovano, meno persone ci saranno ricoverate in terapia intensiva, ricoverate in ospedale e piano piano, arrivati all'apice, questa curva dei positivi scenderà automaticamente. È questo l'obiettivo cui si vuole arrivare con questo piano di emergenza di sanità pubblica e con questi tamponi che saranno che appunto sono già iniziati e che si svolgeranno mano a mano. Naturalmente i tempi non sono velocissimi, perché vi voglio riportare qui alcuni dei numeri, no, che ci ha dato il professor Crisanti. Allora, ora siamo a 2.000 al giorno, arriveremo a 4.000 per fine della settimana e poi si vuole arrivare fino a 20.000 nel giro di 2-3 settimane. Dunque questo è l'obiettivo a cui si vuole arrivare, per arrivare a quella famosa curva di massima di scovare più persone positive e poi da lì tornare a scendere e arrivare a un livello di meno persone in terapia intensiva, lo ripetiamo anche, e di ricoveri. Questo è importantissimo, questo è quanto ho voluto evidenziare proprio a livello schematico, no? Se vogliamo il più semplice possibile, perché è così che dobbiamo spiegarlo anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando, in modo che sia chiaro lo svolgimento di questo piano e di come verranno effettuati questi tamponi. Non so se l'abbia già anticipato tu, Francesca, proprio al termine della conferenza, in attesa di collegarti con me, però le categorie con cui appunto vengono svolti questi tamponi sono quelle che riguardano il mondo della sanità, quindi tutte le persone che lavorano in ospedale, infermieri, medici, poi i medici di base, poi case di riposo e il personale delle case di riposo, di lì via via on the road, e ovviamente ricordiamo anche le forze dell'ordine. Sappiamo che anche il sindacato di polizia aveva scritto nei giorni scorsi al governatore Zaia proprio per chiedere di effettuare i tamponi a chi lavora soprattutto fuori e su strada, dopodiché il governatore ha risposto dicendo che avrebbe effettuato tamponi poi anche alle forze dell'ordine, e poi quella che sarà la campionatura proprio per arrivare a scovare più persone positive possibile, in modo poi da isolare i loro familiari, i loro vicini di casa, i loro colleghi di lavoro, e far scendere questa curva che si spera appunto possa scendere, diminuire il più velocemente possibile. Il governatore Zaia ha ribadito l'importanza di stare a casa, però ha voluto anche complimentarsi perché ha detto che i veneti stanno facendo bene e si stanno dimostrando responsabili nel non uscire di casa, rispettando le disposizioni di contenimento che sono state date. Hanno fatto non solo insomma a me, ma hanno fatto particolarmente impressionare un po' le parole che sono state dette soprattutto alla fine della conferenza dal rettore dell'Università di Padova, in cui ha detto non si respirava un clima così dal dopoguerra, ed è vero, questa è la sensazione che ognuno di noi percepisce giorno dopo giorno, ora dopo ora, anche collegandosi alla televisione, ma semplicemente uscendo di casa per fare la spesa, vedendo le strade vuote, i negozi chiusi, oppure semplicemente affacciandosi ai balconi. Questo è il clima che si respira, però ha anche voluto dare una nota positiva, ovvero l'Italia si sta comportando bene, perché
nonostante le difficoltà e soprattutto quella che ha la difficoltà di capire questo virus e di cercare di studiarlo nel più breve tempo possibile per arginarlo, l'Italia ha detto, e poi ovviamente anche la nostra regione si sta comportando bene, così anche gli italiani, così come stanno facendo i veneti. Bisogna continuare a farlo rimanendo in casa e rispettando tutte le disposizioni di contenimento che sono state date, perché non è ancora passata. Il governatore ha detto: se c'è stata una giornata in cui i dati hanno fatto ben sperare, potrebbe arrivare anche la giornata in cui i dati fanno di nuovo crollare le speranze. Quindi non si deve assolutamente abbassare la guardia, non in questo momento, bisogna continuare a tenere duro. Grazie Ilaria, sei stata precisissima, hai specificato tutti quelli che sono i punti essenziali di questa conferenza stampa. Grazie ad Ilaria Marchiori e grazie a Paola Barbato. Una guerra, sì, lo ha detto il rettore Rizzuto, è il più grande shock dopo la seconda guerra mondiale, vinciamo però questa guerra tutti insieme. Un grande impegno, ha detto Rizzuto, un grande sforzo economico ed organizzativo, è per questo che si sta cercando e si sta ottenendo la collaborazione di tutti i laboratori di ricerca della Regione Veneto, che si stanno mettendo a disposizione con le professionalità, quindi con le risorse umane e con i macchinari, per lasciare da parte al momento le ricerche sulle quali sono impegnati e concentrarsi sulla ricerca del Covid-19, quindi tutti i laboratori di microbiologia del Veneto, ma si è chiesto anche un contributo da parte di tutte le università perché si affianchino all'Università di Padova in questa battaglia che hanno detto va vinta insieme. Si procederà a cerchi concentrici, ha spiegato il professor Merigliano, direttore della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, partendo da Padova, che è più vicina all'università, che ha preso in mano sin dall'inizio tutta questa vicenda, per poi appunto proseguire a cerchi concentrici. Il dottor Merigliano, che ha detto: abbiamo ospitato una delegazione di medici cinesi che sono rimasti colpiti in modo positivo dei nostri reparti di terapia semi-intensiva, dove riusciamo in qualche modo a far fronte ai casi che si stanno aggravando, ma senza doverli portare nelle terapie intensive, con i caschi che ormai tutti abbiamo sentito, di cui tutti abbiamo sentito parlare, e riusciamo in quel modo a controllarli. Insomma, sono rimasti sorpresi perché loro non hanno questo tipo di strutture, e quindi questo nostro lavoro, ha detto, ha suscitato davvero tanto interesse nella delegazione di medici cinesi che, lo ricordiamo, qualche giorno fa è arrivato in Italia, prima a Roma, poi a Padova, e adesso si sposterà in Lombardia per supportare con le loro esperienze, con i loro macchinari e con i loro medicinali i nostri medici italiani. Chiedo conferma alla regia, dovremmo fermarci per una breve pausa pubblicitaria e poi tornare per altri aggiornamenti. A tra pochissimo. Di nuovo in diretta con la nostra edizione straordinaria. Vi leggo un'ANSA uscita poco fa. Bisognerà attendere il 4 aprile prima di riuscire a vedere gli effetti delle misure più restrittive adottate l'11 marzo successivamente a quelle del 9 marzo. E la valutazione del fisico Giorgio Parisi, esperto di sistemi complessi dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il numero dei decessi, ha rilevato Parisi, sta aumentando, ma ad un ritmo più lento di prima, e potrebbe continuare ad aumentare per un tempo molto lungo. E ancora ha spiegato che quelli degli ultimi giorni non sono stati dati buoni, ma se le misure più serie sono state prese l'11 marzo, l'effetto si dovrebbe vedere appunto dal 4 aprile. La data è calcolata sulla base del tempo medio che trascorre tra la comparsa dei sintomi e il decesso, stimato in circa 26 giorni. Tra le attività, tra i servizi essenziali, naturalmente le poste che non possono chiudere, e allora il ritiro della pensione dal 26 marzo. Sentiamo l'appello di Poste Italiane con il responsabile dell'area nord-est, Pietro Labruna. In questo momento di emergenza stiamo provando e stiamo cercando di garantire a tutti i nostri clienti pensionati di poter ritirare la pensione all'ufficio postale. Questo sarà possibile dal 26 di marzo, chiaramente stiamo lavorando e lavoreremo, quindi c'è già una comunicazione istituzionale per fare in modo che tutto ciò avvenga secondo quelle che sono le norme di sicurezza emanate dalla Presidenza del Consiglio.
e quindi con uno scaglionamento per lettera alfabetica. Questo ci permetterà di limitare gli accessi negli uffici postali. È chiaro che c'è la possibilità per chi è possessore di una carta libretto, di una carta Postamat o di una PostePay Evolution, e quindi di poter ritirare la pensione direttamente all'ATM, quindi al cash dispenser, già dal primo giorno del pagamento pensioni. Questo ci aiuterà sicuramente a limitare gli afflussi negli uffici postali. Quindi un appello a tutti è utilizzare gli strumenti che sono informatici, che sono l'app Banco Posta, l'app PostePay, il Banco Posta Online, gli ATM, proprio per limitare al massimo quelli che possono essere i contatti con le persone. Allora, in merito a questo, qualche informazione utile, informazioni di servizio: le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto Banco Posta o di una PostePay Evolution, che potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista. In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di aprile è il seguente, quindi attenzione: per gli uffici postali aperti tutti i giorni, i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali invece aperti a giorni alterni, per gli uffici aperti lunedì, mercoledì e venerdì, i cognomi dalla A alla D verranno, si potrà ritirare la pensione venerdì 27 marzo, dalla E alla O lunedì 30 marzo e dalla P alla Z mercoledì 1 aprile. E poi per gli uffici postali aperti martedì, giovedì e sabato, i cognomi dalla A alla D giovedì 26 marzo, dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo, dalla P alla Z martedì 31 marzo. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione appunto devono seguire questa importante turnazione alfabetica, che continueremo magari a ripetervi nel corso delle nostre edizioni straordinarie, in modo che possiate segnarvi tutti i giorni nei quali ritirare la pensione. Abbiamo parlato di mascherine, avete sentito prima la questione, un attimo il punto degli approvvigionamenti da parte del governatore Zaia. C'è una dichiarazione del Premier Conte: nei giorni scorsi, ha detto, sono stati acquistati più di 6.500 respiratori e dalla prossima settimana arriveranno 120 milioni di mascherine grazie all'incessante lavoro fatto all'estero. Solo in questa giornata, ovvero quella di oggi, ha continuato Conte, distribuiremo 4 milioni di mascherine e 125 ventilatori. Decine di imprese italiane stanno riconvertendo le loro produzioni per rispondere all'emergenza, anche con il supporto dello Stato e delle risorse economiche inserite nel decreto Cura Italia. Il Paese sta rispondendo con tutta la sua forza, ce la faremo, ha concluso il Premier Giuseppe Conte. Abbiamo sentito le categorie deboli sulle quali si punterà con maggiore priorità per questi tamponi nel piano dell'Università di Padova e dell'azienda ospedaliera di Padova sono gli anziani nelle case di riposo. E allora vediamo com'è la situazione nelle case di riposo nel servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova. Rimane difficile la situazione nelle case di riposo della Bassa Padovana, che contano numerosi decessi e casi di positività al Covid-19. Nel fine settimana altri 2 anziani di 79 e 82 anni di Montagnana e Monselice, ospiti a Merlara, hanno perso la vita. Uno era ricoverato all'ospedale di Schiavonia, l'altro ancora ospite della struttura di Merlara, dove almeno una quindicina di ospiti sui 73 totali sono stati coinvolti dalla pandemia. 10 non ce l'hanno fatta, gli altri sono stati trasferiti a Schiavonia. A Monselice invece risulterebbero 25 ospiti positivi, a Galzignano 32. Va detto che per molti tamponi effettuati manca ancora l'esito e ci sono positivi anche tra i dipendenti delle strutture, compreso il personale sanitario. Dalle case di riposo, specie da quella di Merlara, parte l'appello per un aiuto e un interesse maggiore da parte della Regione e del Governo e per una fornitura più adeguata di dispositivi di protezione.
Naturalmente resta il nodo delle scuole, ormai chiuse dal 23 febbraio, si sta pensando, ancora impossibile, stabilire una data di ripresa delle lezioni, tante le ipotesi che si sono fatte, ma al momento nessuno si è sbilanciato e resta il nodo della maturità. Sulla maturità stiamo pensando a possibili soluzioni relative al momento in cui si ritornerà a scuola, ha detto il ministro all'istruzione Lucia Azzolina, e appunto come fare, si stanno prendendo in considerazione varie ipotesi, bisognerà tenere in considerazione cosa gli studenti hanno fatto in questo periodo di didattica a distanza e cosa non hanno fatto, ha aggiunto la Azzolina. Ci stiamo riflettendo, abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, di cui non si perde il sapore dell'esame, ma dove tutelare gli studenti rispetto agli apprendimenti degli ultimi mesi. Quindi Ministero dell'Istruzione al lavoro anche su questo fronte. Ieri sera, durante la nostra edizione straordinaria, ci siamo collegati telefonicamente con il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, che proprio ieri con un post su Facebook aveva annunciato di essere stato informato della positività al Covid-19 di 2 dipendenti del suo comune che erano assenti per malattia già da alcuni giorni. Allora sentiamo che cosa aveva detto il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, al collega Cristian Arboit. No, non abbiamo il servizio con il sindaco, allora ce l'abbiamo? No, allora vi facciamo ascoltare invece l'appello lanciato da Matteo Biolzi, un giovane padovano che lavora insieme ad altri 35-40 connazionali a St. Barthélemy Antilles. Non riescono a tornare in Italia e l'albergo dove lavorano è stato chiuso. La sua testimonianza, il suo racconto. Dove lei chiama da St. Barth? Dell'isola di St. Barth, sì, nelle piccole Antille francesi. Sì. E siamo un gruppo di più o meno 35-40 anni che lavoriamo per un albergo qui sull'isola, che dopo le norme per questo territorio francese emanate dal governo francese ci siamo trovati con l'albergo chiuso e a dover rientrare in Italia. Voi avete 3 casi positivi? Noi abbiamo 3 casi positivi che sono stati fermati e messi in isolamento, però non su quest'isola, perché in quest'isola realmente non esiste un ospedale. C'è soltanto una piccola clinica per qualche emergenza che può andare da un piccolo taglio, ma non è predisposto, non sono preparati. Cioè sostanzialmente voi siete in un'isola che non ha di fatto un ospedale e non potete spostarvi da lì? No, noi stiamo chiedendo alla Farnesina per impatto in Italia e la Farnesina non riusciamo a ricevere nessun tipo di informazione. Abbiamo chiamato, mandato email, chiesto a varie persone di poterci aiutare, ma in questo momento non abbiamo avuto risposta da nessuno. Solo in mattinata ci è arrivata via WhatsApp un'immagine di un volo in partenza fra qualche giorno da Guadalupe, che è un'isola qua vicino, ha dei costi realmente per noi che siamo qua per lavorare, ma anche per una persona normale, realmente improponibili, perché stiamo parlando di 1.500 euro, 3.000 euro a persona. Da quanto è che vi trovate nell'isola? Noi siamo qui da ottobre, saremmo dovuti rimanere qui fino ad agosto col termine della stagione, ma col problema del coronavirus, nel giro di una settimana, da sabato scorso ad oggi, ci siamo trovati con l'albergo chiuso e col bisogno di rientrare a casa. Ecco, quando cominciavano ad arrivare, diciamo, le prime situazioni, diciamo, di emergenza un po' da tutto il mondo, voi cosa pensavate? Pensavate di essere forse fuori dall'emergenza o cominciavate già a inquietarvi? No, all'inizio pensavamo di non essere nel centro dell'emergenza, poi abbiamo visto che mano a mano il lavoro è andato scemando, essendo anche alta stagione, quindi abbiamo iniziato un attimo a riflettere sul da farsi. Ci hanno sempre detto tranquilli che non sarebbe successo niente, comunque la situazione sembrava ancora abbastanza sotto controllo. Dopo, nel giro di una settimana, anche in Francia è successo quello che è successo e ci siamo trovati, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto tutti i voli dall'Europa non si poteva più volare, ci siamo trovati completamente senza clienti e dover chiudere. Cosa chiedete allora voi? Perché la risposta, insomma, dalla Farnesina per adesso non c'è, ma cosa chiedete? Noi chiediamo alla Farnesina di spiegarci come poter rientrare in Italia e soprattutto
se dovesse essere un costo, anche un costo abbastanza fattibile, perché non tutti qua hanno la possibilità di spendere certe cifre per poter tornare a casa. Io per i ragazzi che lavorano qui, quello che chiediamo è che la Farnesina ci dia segnale. Noi tutti i messaggi, tutte le email, tutto quello che abbiamo mandato, non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnale, tranne una chiamata dall'ambasciata italiana a Parigi, dove praticamente ci diceva: trovate voi la soluzione per entrare. Trovate voi la soluzione per entrare, questa è la risposta. Questo è il sunto del discorso fatto con un funzionario dell'ambasciata parigina. Mi sembra non corretto. Noi non stiamo soltanto chiedendo di poter tornare a casa. Pensi 35 famiglie in Italia che siamo in una situazione che sono loro e che siamo noi. 35 famiglie, 35 persone. Sì, siamo 35-40 persone solo dell'albergo, più altri italiani che stanno cercando di contattare per vedere se anche loro hanno bisogno di rimpatriare. Perché poi il pericolo qual è? Che se, avendo dei casi positivi, se si dovesse diffondere un'epidemia lì senza un ospedale è un disastro assoluto. È un disastro, se c'è a tempo a Guadalupe, comunque a 20 minuti, mezz'ora di volo da qui, non si sa in che condizioni, oppure addirittura direttamente in Francia. Se scoppia anche qui arriva il coronavirus e scoppia in maniera abbastanza importante, dopo c'è il problema, non sappiamo a cosa andiamo incontro. Quindi la nostra preoccupazione soprattutto è questa. Già ci sono tutte le norme per non poter uscire, solo per andare al supermercato come in Italia, però ricordiamoci, siamo su un'isola veramente piccola. Una situazione davvero difficile, quella che sta affrontando questo nostro connazionale, ma che stanno affrontando anche tanti altri connazionali che si trovano in giro per il mondo, per l'Europa, e che si trovano bloccati, impossibilitati a rientrare a casa. Vi voglio far vedere un altro video che ci è arrivato dall'azienda ULS 2 marca trevigiana sulle operazioni, sul tampone effettuato agli operatori sanitari del Caffoncello. Ecco qui le immagini, vediamo appunto i due medici che stanno somministrando il tampone ad una dipendente. C'erano le immagini proprio dei vari operatori, infermieri, OS, medici in fila all'esterno dalla sala. Questa è la sala dove solitamente vengono tenute delle conferenze stampa al primo piano del Caffoncello, e una sala convegni, ed è stata appunto scelta per effettuare questi tamponi secondo quello che è appunto la programmazione voluta dalla Regione Veneto tra le categorie più sensibili, più a rischio, e naturalmente in primis ci sono proprio i medici, gli operatori ospedalieri, e poi anche a seguire con i medici di medicina di base e gli anziani nelle case di riposo. Ecco, vedete gli altri operatori in coda in attesa di essere registrati e di effettuare il tampone. Una situazione davvero difficile dal punto di vista sanitario, dal punto di vista imprenditoriale delle aziende. Questa mattina all'inizio della nostra edizione straordinaria ci siamo collegati via Skype con Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, che ha un po' ha fatto un riassunto di quelle che sono le preoccupazioni dei sindacati rispetto al provvedimento, al decreto del Premier Conte firmato ieri sera, preoccupazioni legate proprio alla salute dei lavoratori. Sentiamo allora un estratto di quello che ci ha detto Cristian Ferrari. Abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera, e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali. Io faccio nomi e cognomi, con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center
magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività. E a tal proposito, sul sito della Repubblica, decreto scioperi nelle aziende del nord, mercoledì si fermano i metalmeccanici lombardi, servono misure più drastiche. Il ministro Patuanelli che dice sulle fabbriche non abbiamo ceduto agli industriali, è un po' quello che aveva detto Ferrari, che ci aveva detto, ovvero di questa in qualche modo frenata del governo per le richieste di Confindustria con il presidente Boccia che dice perderemo 100 miliardi al mese. Non capisco le ragioni dei sindacati. I sindacati dicono che si fa poco e sono pronti allo sciopero generale, non capisco su cosa. Dico loro di guardare alle cose con grande buonsenso, dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare per garantire le filiere essenziali e poi pensare a fare tutto che serve perché le altre non chiudano definitivamente. Queste le parole del presidente di Confindustria Boccia, quindi un braccio di ferro tra i sindacati e gli industriali, in mezzo il governo che cercherà molto probabilmente già domani con l'incontro che ci ha annunciato Ferrari di arrivare ad un punto in comune. Volevo farvi vedere la vicinanza, la solidarietà che c'è in questi giorni, in queste ore verso gli operatori del sistema sanitario, di chi si occupa della salute di tutti. Ecco qui il cartello che ci ha girato il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Grazie per tutto quello che fate. È un cartello che è apparso fuori dalla casa di riposo di Ponte di Piave, eccolo qui sotto il ormai famoso striscione andrà tutto bene con l'arcobaleno. Tanti appunto i messaggi che in queste settimane sono apparsi fuori da ospedali, case di riposo per ringraziare gli operatori della sanità. E tanti anche i messaggi, i video, le mail, le foto che ci state inviando, messaggi di speranza appunto con l'ormai simbolo di questo momento, l'arcobaleno con la scritta andrà tutto bene. Allora vediamone alcuni in questo collage. Andrà tutto bene! Caro saluto a tutti e andrà tutto bene! E naturalmente nella prossima edizione straordinaria e poi all'interno dei nostri telegiornali vedremo tante altre immagini che ci avete inviato. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito, naturalmente alle 17:30 torniamo in diretta per continuare ad aggiornarvi sull'emergenza coronavirus. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata, a più tardi.